si parte anche questa mattina, e come si parte? Con un altro caso umano, perché bisognerà pur sopportare questi casi umani che da soli non ce la fanno, non sanno a chi rivolgersi, hanno bussato a tutte le porte possibili, immaginabili, burocrazia, porte chiuse, poca sensibilità, rispetto a questa famiglia che ha bisogno di un supporto anche psicologico. Questo papà che ha una moglie ammalata oncologica, con un figlio che ha bisogno di tante cure, di tanto supporto, e si vede da solo nella tanna dei lupi. E come è visto questo papà? Come Raffaella Busol, un papà che rompe, un papà che pensa di avere solo lui i problemi, ma il problema è che c'è un bambino, un ragazzino che voi avete visto anche l'anno scorso all'ippodromo, che è venuto a dipingere, non sapeva neppure dipingere, che ha giocato a pallone e tutti gli amici hanno fatto squadra per proteggerlo. I ragazzi lo proteggevano perché sapevano che avevano una fragilità con la quale giocavano. Però i soloni, quelli che sanno, quelli che decidono, che si riempiono la bocca con le fragilità, il sociale, gli chiudono la porta in faccia. Allora sentiamo la storia di Oscar Feronato, che saluto. Saluto anche l'avvocato Luca Pavanetto, cassazionista, che è qui con noi, che è anche referente dei Veneti schiacciati dalla crisi per quanto riguarda casi incredibili che devono essere supportati, perciò ringrazio anche l'avvocato Pavanetto, poi ci racconterà anche di altre cose, e saluto anche Giorgio Pavan, direttore ISRA, perché con le fragilità lui ci vive quotidianamente tutti i giorni, anche se lui deve anche spiegare a volte che queste cifre, questi numeri che danno sono cifre che permettono a loro di lavorare, perché sennò con quello che riescono ad avere non ce la farebbero di sicuro a dare l'assistenza. Ecco, questa politica che sta guardando i numeri, i sondaggi, questo interesse il sondaggio per essere rieletti, mentre ci sono questi casi. Allora Oscar, ti ringrazio di essere qui, veramente grazie, vedrai che ce la faremo Oscar. Io e te abbiamo bussato a tante porte, abbiamo provato, siamo ancora qua, ma bussiamo. Allora racconta la tua storia Oscar, e grazie. Tanto buongiorno a te e grazie Mirella, e anche a tutto il pubblico e agli ospiti. Come ogni inizio anno dobbiamo sempre combattere. La storia ormai di nostro figlio già si conosce, insomma, un alunno con tracheostomia, sordo, che è già stato operato 4 volte in testa, e appunto mia moglie, anche lei con i suoi problemi, e io che cerco di barcamenarmi per tutta l'assistenza che hanno la necessità. E come ti ho detto, ritorniamo al discorso dell'inizio anno scolastico, e iniziano di nuovo i nostri cari problemi con la pubblica amministrazione, e quest'anno, ben che si voglia, ci hanno tagliato le ore dell'assistente alla comunicazione, perché appunto Giorgio, a parte la tracchea per cui ha le OS per l'aspirazione, e Giorgio è anche sordo, per cui ha la necessità dell'assistente alla comunicazione e all'autonomia. Ok, per cui nel pay di fine anno dell'anno scorso erano state richieste 20 ore, neanche tutto il monte ore scolastico, perché il monte ore scolastico sono 30 ore, 20 ore, e quest'anno ce ne hanno date 12. Tra le altre cose, parlando poi con Giorgio dopo l'incidente che è successo, il grave incidente che è successo a scuola, abbiamo e anche le vicende successe anche negli anni passati, abbiamo poi valutato alcune necessità di nostro figlio, e quella di avere anche delle ore di questa assistente alla comunicazione a domicilio, cosa prevista dal capitolato tecnico, che praticamente sono le regole con cui la cooperativa deve stare, insomma, e anche questa cosa ci è stata negata. Non abbiamo capito chi sia, appunto, che si sono riuniti, c'è stato un tavolo tecnico che si è riunito e ha deciso così su 2 piedi le ore, e che deve appunto che questo operatore alla comunicazione deve fare tutte le ore a scuola.
Giorgio purtroppo già inizia ad avere come dire, un certo ritegno con questo nuovo operatore, appunto per i fatti che sono successi negli anni addietro. Allora, avvocato Pavanetto, qual è il problema che io ho? Il problema non è un problema, ma il problema è che come Giorgio ce ne sono tanti altri che non hanno la fortuna di avere un papà come Oscar e non si conoscono, sono invisibili, perciò privati di quello che dovrebbe aspettare di diritto. È una storia che si ripete da anni, avvocato. Penso che ormai quanto sarà Oscar che andiamo avanti, perciò il caso lo conoscono tutti. Il problema è che non si fa nessun passo avanti, perché Giorgio disturba, Lisa disturba, sono bambini che disturbano, perché hanno bisogno di attenzioni, queste attenzioni hanno un costo, il costo deve essere dato a qualcos'altro, perciò tolgono quello che loro avrebbero di diritto. Guardate come siamo presi con la scuola appena partiti, ma soprattutto con gli insegnanti di sostegno, e non ci sono. Ma come? Ma se c'è una legge che parla di diritti, io ho diritto a questo. Queste commissioni che dico si riuniscono, non si sa chi sono, cosa hanno deciso, il perché, e Oscar si ritrova con questo bambino a casa, che poi è meraviglioso, voi lo avete già visto perché Giorgio, come ripeto, l'ha portato all'Ippodo, avete visto che dipingeva, che giocava. La felicità di quel bambino che si è sentito normale per una volta nella sua vita. Prego, avvocato Pavanetto. Allora, buongiorno intanto a te Mirella e ai telespettatori, e ringrazio per l'invito. Se facciamo un piccolo inquadramento giuridico senza annoiare nessuno, prendiamo a riferimento quello che è l'articolo 34 della Costituzione, che è un'istruzione che deve essere garantita a tutti. Parliamo di norme di rango costituzionale, quindi di norme che stanno sopra tutte le altre norme. E se poi prendiamo l'articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, anche qua vediamo che il diritto a un'istruzione piena è un diritto fondamentale. Quindi parliamo di fonti del diritto non solo sovranazionali, ma anche nazionali, che sono sopra ogni altra interpretazione. Quindi quando noi sentiamo parlare delle famose esigenze di bilancio con cui tanti funzionari e politici si riempiono la bocca, anche questa è una bocca che è mal riempita e andrebbero smentiti immediatamente, perché c'è una sentenza della Corte Costituzionale, che è la 38 del 2019, che dice che qualsiasi esigenza di bilancio non c'entra di fronte al diritto dell'istruzione, perché il diritto all'istruzione è un diritto preminente. Quindi quando sentiamo dire burocrazia, esigenze di bilancio, non posso avere 1, 2, 3 insegnanti LIS o quello che serve perché noi dobbiamo far quadrare il bilancio, è dire dal punto di vista giuridico una stupidaggine, perché la Corte Costituzionale ha detto viene prima il diritto all'istruzione, non fate ragionamenti su bilanci o su problemi economici. Quindi se ragioniamo da un punto di vista giuridico dobbiamo renderci conto che parliamo con persone che spesso la legge non la capiscono, la interpretano male, e con persone che hanno più a cuore quella che è l'esigenza del portafoglio rispetto a quella che è l'assistenza effettiva. Poi sappiamo che c'è un'altra legge quadro che è importante, quella la 328 del 2000, che va a inquadrare anche questo. Nei casi che stiamo seguendo, come ben sai Mirella, a me piace non fermarmi mai e andare a verificare caso per caso quella che siano le possibilità, senza fermarsi di fronte a nulla. Ecco perché dico che insomma ogni caso di questo tipo è un caso nobilissimo e che merita di essere portato fino alla fine. Grazie avvocato. Allora, col dottor Pavan, che poi vorrà aggiungere sicuramente qualcosa anche lui, perché anche lui è molto preparato, decadimento cognitivo e malattie di Parkinson, la sfida dei centri di sollievo. Stamattina non ci facciamo mancare niente, perché è giusto che sappiate come funziona. Allora, decadimento cognitivo e malattie di Parkinson, negli ultimi 10 anni in provincia di Treviso, solo di Treviso, sono nati 47 centri sollievo, chiamati a dare risposta alle patologie dell'età grazie a 790 volontari che si prendono cura di 605 ospiti all'interno delle strutture, offrendo anche supporto a 322 familiari.
Un lavoro costante e silenzioso che in prospettiva dovrà essere rafforzato. Aprite le orecchie e ascoltate. Per rispondere al raddoppio dei trevigiani sopra i 65 anni da qui al 2050, con una crescita importante nella fascia d'età più alta. Entro 30 anni si passerà da 64.000 a 111.000 ultraottantenni, con un sensibile aumento della domanda di cure e assistenza. Il processo di invecchiamento della popolazione porterà inevitabilmente a un incremento di persone che necessitano di questo tipo di servizio. Avete sentito i numeri? Vi sembra che qualcuno stia ascoltando i bisogni che abbiamo urgenti del territorio, che è l'assistenza alla persona di varie età? Vi sembra che stiano facendo questo, che quando li senti parlare questi politici fanno tutto, i soldi ne abbiamo messo una marea, di cosa vi lamentate? Direttore, di cosa ci lamentiamo? Ma volete stare zitti? Ci dicono. Volete ancora di più di quello che viviamo? Ma no, abbiamo tutto che funziona? Prego. Diciamo così, il sistema è abbastanza al collasso. I dati numerici che tu hai appena evidenziato, che sono riportati in un articolo di giornale, sono dati che conosciamo da 30 anni, cioè le demografie non sono un'improvvisazione di oggi, neanche di 5 anni fa. Le demografie sono studi scientifici che ti dicono come andrà il mondo, sono i megatrend, li chiamano i futuristi, come andrà il mondo da qui al 2020, 2040, 2050, quindi noi lo sapevamo allora e oggi sappiamo come sarà il 2050, perché nessun Covid, diciamo così, modificherà questo trend. Detto questo, ricordo l'articolo 32 della Costituzione, così integro un po' l'elemento del diritto alla salute. L'avvocato Pavanetto ha ricordato tutti, come dire, la nostra straordinaria Costituzione che ha dei diritti universalistici, cioè a prescindere che sei alto, basso, grasso, magro, ricco o povero, questi sono diritti universalistici di cui tutti dovrebbero aver, appunto, poterne usufruire. E la salute, nell'articolo 32 della Costituzione, cita proprio questo elemento qua. E come dire, lo scenario che si presenta è uno scenario molto molto preoccupante e dove gli strumenti che noi abbiamo di fronte sono strumenti spuntati, sia per carenze di risorse economiche che vengono o non vengono messe, sia per i modelli organizzativi che abbiamo, sia perché a me sembra, lasciami fare questa critica, a me sembra che i pannicelli caldi che si mettono nei gravi problemi non risolvono il tumore che c'è sotto. Faccio l'esempio della denatalità. Noi abbiamo il grande problema dell'invecchiamento della popolazione, che è una conquista sociale, ma anche della denatalità, perché non ci sono più giovani. Che non è una conquista sociale. Allora, se noi pensiamo che una famiglia si metta in testa di fare un figlio perché il governo stanzia 1.000 euro su un anno di aiuto, ecco, vuol dire che il governo non ha capito. Il tema vero, dove il sistema è a tracollo, è che si pensa a finanziare e non a costruire servizi. Cioè, per dire, Giorgio, più che 300 euro da dare alla famiglia, ha bisogno di servizi che lo integrano. Le persone con decadimento cognitivo e le famiglie che ci sono le famiglie, ma devi aiutarle, perché se le aiuti, come dire, ci si dà una mano per risolvere il problema, ma se non le aiuti, le famiglie diventano a loro volta un problema. Questo noi lo vediamo ogni giorno con le persone affette da demenza. Se tu aiuti il familiare ad assistere il proprio malato, lui viene avanti e dà quello che può dare, ma devi aiutarlo, si dice presa in carico. Prenderlo per mano e fargli sentire che non è solo e accompagnarlo in tutto il processo della sua evoluzione nella sua vita. La malattia della demenza
dura 10 anni, 12 anni, 15 anni, ci rendiamo conto di cosa può voler dire da un punto di vista della famiglia, dello scombussolamento che può avvenire. Allora se tu prendi la famiglia per mano e la accompagni in questo percorso, i servizi devono farlo, ma se tu non hai i servizi, se tu appalti tutto al massimo ribasso, se non si trovano neanche più le persone che fanno questo tipo di lavoro, questo saranno malati, d'accordo? Disperati su un mercato che sarà un mercato in mano, diciamo, alle mafie, delle badanti e del caporalato dell'assistenza, d'accordo? E che non è governato. Allora, meno, lo dico così, per capirci, meno contributi una tantum, diciamo, legati alla campagna elettorale e più strumenti di servizi, più servizi alle famiglie e alle persone. Allora, il problema è che siamo un popolo di brave persone. Io metto dentro da nord a sud, a est a ovest, e loro lo sanno. Siamo un popolo anche, specialmente qua al profondo nord, ci sarà anche il profondo sud, ma qua abbiamo un profondo nord, che quando vedono un politico, quasi tutti, si inchinano, hanno il terrore anche solo di salutarlo, lo venerano. È il Dio in assoluto, il senatore, l'onorevole, il presidente, senza capire che sono operai nostri perché li paghiamo profumatamente e li abbiamo eletti per fare il bene del popolo italiano. Siccome ci sono i lupi, i caimani dentro la politica, hanno capito benissimo che popolo siamo. Un popolo che naviga a vista e ne hanno approfittato talmente tanto, nel silenzio totale parlo, che noi ci ritroviamo nel 2024 in queste condizioni. Eravamo la quarta potenza mondiale, bene o male funzionava tutto, le famiglie poverette facevano ancora un po' di giorni di vacanza, sarà stata la democrazia cristiana, non lo so, ma almeno avevano una scuola. Adesso non lasciano neanche più gli ossi, non ci lasciano, e fanno una vita da nababbi, nel silenzio totale, e quando vengono anche intervistati, molte volte anche senza contraddittorio, hanno fatto il bene del paese. Allora, cosa vuoi dire, Oscar? Tu sei qua questa mattina e come te prima ho sentito Letizia, che avete sentito, ha telefonato queste mattine, disperata, sola a casa, a Vicenza, non ha nessuno, e mi ha detto, la faccio finita Mirella, cosa faccio? Ho avuto un ictus, sono sola, carte, una vita che faccio carte per ritrovarmi che non riesco neppure a sopravvivere. Questo Letizia 10 minuti fa, sapete che vi ho detto che l'avrei chiamata e io chiamo le persone, non è che faccio finta. Questa è stata la risposta di Letizia. Cosa posso aver detto a Letizia? Ho detto, Letizia, vai dai servizi sociali, per carità Mirella. Letizia, vai dal sindacato, sono iscritta Mirella. Vabbè, ma torna ad andare, vai a vedere. Cioè hanno perso addirittura la forza di reagire. La speranza. La speranza, bravo direttore, la speranza. Quando sentite una persona con quello che ha passato dire la faccio finita perché non ce la faccio più. Oscar, cosa vuoi dire a Letizia che ti sta ascoltando in questo momento? Allora, come Letizia anch'io sono stanco, molto stanco, però avendo Giorgio che mi continua a iniettare ogni mattina, ogni pomeriggio, ogni sera energia, mi va avanti come un bulldozer. Hola. Trova un qualcosa che ti dia energia. Io ti faccio l'esempio anche di mia moglie. Mia moglie ha avuto i suoi forti problemi, si è pigliata a nostro figlio e a me ed è uscita. Ok? Per cui abbi fiducia, trova un punto d'appiglio dove puoi attingere energia, perché appunto Mirella, senza energia non si va da nessuna parte. Io ho mio figlio e mia moglie, ok, e vado avanti come un bulldozer, non guardo in faccia a nessuno. Poi volevo un po' aggiungere quello che ha detto l'ospite in studio, che non mi viene il nome. Direttore Pavan, Giorgio Pavan. Direttore Pavan, Allora sì, ha perfettamente ragione, però io aggiungerei che nei servizi che dovrebbero essere dati alle persone fragili, le persone, i professionisti che vengono affiancati devono essere formati per quel tipo di persona.
perché al giorno d'oggi le posso garantire che le persone che affiancano mio figlio non sono formate per stare al suo fianco. Allora abbiamo Rinaldo da Venezia, poi andiamo dall'avvocato Luca Pavanetto. Vai Rinaldo, veloce! Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto mi associo a quello che ha detto il direttore, l'avvocato, che vedo persone così che già stavano in testa, gli da centrare il problema e sa benissimo come risolverlo. I dovrebbe essere ore nella stanza di bottoni, perché persone così sa cose da cavato, non il cappello, anche i capelli, da quanto bravi chiese. E dopo quello che al papà di Giorgio gli dico, abbia pazienza, il dolore è grande. Guarda, mi dico una roba solo, se ne capita a me, vado dove che devo andare. Dai, fermo Rinaldo, fermo. Grazie Rinaldo, perché se no Rinaldo va oltre, non si può Rinaldo, non si può, bisogna stare nei limiti e nelle regole. Grazie Rinaldo comunque per la tua sensibilità. E come Rinaldo la pensano in tanti, perché veramente siamo stanchi di sentire anche a livello psicologico colpire i più fragili, perché forti con i deboli e deboli con i forti, questo è il grande problema, sono forti con i fragili. Avvocato Pavanetto, ecco, lei nella sua carriera ne avrà visto, ne avrà sentite, parliamo poi anche di banche, queste persone psicologicamente a terra che ancora hanno trovato qualche ristoro ma poco niente, ma a livello psicologico ti uccidono, ti ammazzano. Uno lavora una vita e dalla sera alla mattina sparisce tutto. E inizia a fare tutta la documentazione, porta tutte le carte, intanto cambia i governi, perché tanto cambia governi ogni anno, perciò non è tanta storia, poi si danno la colpa uno all'altro, il problema è che sotto ci siamo noi che subiamo tutto, perché loro di sicuro no. Allora, avvocato, cosa vuole dire? Allora, intanto mi complimento sempre per la trasmissione e per la qualità degli ospiti. Il signor Oscar ha appena parlato di trovare un punto di forza, basta ascoltare te Mirella e i tuoi ospiti per capire quanto ci sia ancora di buono e quanta volontà di fare meglio possibile. D'altronde lo diceva anche Archio Loco quando diceva cuore rialzati, nel senso che non bisogna avvilirsi ma bisogna lottare ogni minuto. Dopodiché se vogliamo vedere questa legislazione che è sempre secondo me più avulsa dalla realtà, perché si è intrapreso un vizio che non si riesce a cambiare. Si fanno norme che anche magari leggendole sembrano interessanti, ma poi sono sempre fattispecie astratte che non si adattano ai casi concreti. Pensiamo adesso anche all'ultimo decreto legge, quello del 15 aprile del 24, che dovrebbe modificare la 104. Cos'è? Allora si specifica, non si parla più di handicap, si parla di disabilità, si parla di un progetto di vita che dovrebbe accompagnare la vita della persona disabile, ma siamo alle solite belle enunciazioni di principio, ma dopo si scontrano con la realtà, perché questi nostri legislatori non si calano nella realtà, vivono nella loro torre eburnea, come dico io di solito, nell'alto, e fanno queste norme non adattandole al caso concreto. Pensiamo poi a tanti casi che vedo di genitori che hanno non un problema, hanno una fortuna di avere un figlio magari con qualche problemino e devono pensare a cosa accadrà dopo di loro, chi li seguirà, la famosa legge del dopo di noi. Dovremmo, Mirella, proprio insistere, come fai tu sempre, in maniera spettacolare, su questi argomenti, perché dobbiamo sensibilizzare, dobbiamo noi purtroppo lottare perché la gente capisca cosa sta succedendo in questo nostro paese. Direttore Giorgio Pavan, allora, come abbiamo sentito sia dall'avvocato Pavanetto che anche da Oscar Ferronato, che di sicuro non mollerà, io gli sono molto vicina perché ho visto, ho sentito, ecco, questa voglia di lottare
che anzi cerca di dare forza anche a Letizia, però il problema è che Letizia non ha nessuno, lui ha una famiglia, e quando non hai la famiglia è là il problema, diversamente anche giovane diventi con patologie, e qua arriva il dramma che non trova assistenza, perché dovremmo avere dei servizi che vanno a casa di Letizia e in base a quello che ha bisogno Letizia viene dato, che è la spesa, che sono le ricette, che sono 2 parole, perché non sono invisibili, sono persone. Manca tutto, perché manca tutto, però ci sono i fortunati che sono nel giro, che sono parenti, che sono, perché gira così, inutile che ce la giriamo. Il problema è però che molti invece non hanno questo. E cosa facciamo di queste persone? Dove andiamo a parare con loro? Perché non hanno visibilità, diventano invisibili, non contano. Mi ricordo il dottor Casteller che ha detto: quante mamme hanno perso i loro figli? Lavoro, incidente, 500, 1000, non sono numeri che interessano alla politica. Perciò non hanno voce, perché sono numeri piccoli. Loro hanno bisogno del popolo, di numeri importanti. E questi numeri il fragile non li ha. Però adesso cosa c'è a nostro favore? Che la popolazione invecchia e comincia a bussare. E la Mirella comincia a dire, a far vedere, intervistare. Questo crea problemi, perché quando chiamo il sindaco dico: guardi che ha chiamato a Sveglia Veneti, andiamo a vedere, sì, adesso mi informo. Ma non deve chiamare Sveglia Veneti. E il sindaco non deve prendere paura quando la Mirella chiama, perché la telefonata è arrivata in diretta. Però la prima cosa che sento è la paura di aver sentito questa persona che parla. Prego, dottor Pavà. Beh, il primo dato è che è vero che i piccoli numeri, d'altra parte voglio dire, la politica è anche il tema delle priorità. È vero che i soldi sono quel che sono, è vero che si può anche decidere come dire, di far pagare le tasse alle persone e usarli bene per dare il servizio a chi ha diritto, a chi ha bisogno, perché anche questo tema è un tema dei furbetti che dopo non solo non pagano le tasse ma hanno anche i contributi, perché non pagando le tasse diventano poveri, capito? E questo è un tema però profondo, che è legato, come dire, a una cultura dell'individualismo. Tu dicevi una volta bene o male se stava meglio, e io dico che una volta bene o male c'era più un senso di appartenenza a una comunità rispetto ad oggi, dove c'è l'individualismo, dove ho recintato la mia casa e il mio giardino è migliore del tuo. Se non capiamo che bisogna fare un bosco insieme, non si va fuori da questo problema. Volevo anche agganciarmi, però i vecchi, ad esempio, i vecchi oggi sono dei grandi consumatori. Se tu guardi la differenza che c'è tra 10 anni, da 10 anni a questa parte sulla pubblicità, la pubblicità adesso è molto più orientata su dentieri, pannoloni, montascale, eccetera, eccetera, perché i consumatori sono i vecchi e sono numerosi. Quindi se la politica non pensa ai vecchi, i vecchi che votano ancora magari votano in modo diverso. Quindi la popolazione anziana è un interlocutore interessante, dovrà essere per i numeri, però una buona politica sa discriminare e sa anche aiutare chi ha le malattie rare, anche i piccoli numeri, perché una buona società non è la società che ha tante Porsche, una buona società è la società che ha pochi poveri e che ha persone che, se hanno necessità, vengono aiutate. Un elemento che mi interessava, anzi 2 elementi mi interessava ricordare. Il primo è quello ricordato dal papà di Giorgio, e che è questo: il tema dei professionisti. C'è una competenza tecnica e c'è una competenza umana, cioè si chiama un'intelligenza emotiva. Chi va a casa, la dico così in parole povere, chi riceve un aiuto dai servizi deve sentire dentro di sé che i servizi si interessano a lui, non che va a fare la prestazione, che si interessano a lui anche attraverso la prestazione, che è un segno d'amore, lo dico in modo, è un segno d'affetto, è un segno: faccio questo mestiere perché mi interessa la tua vita, il tuo destino. Del lavoro. Ed è quindi la competenza tecnica, certamente, che deve essere accompagnata dalla competenza emotiva. L'altro elemento è, se noi guardiamo il nostro panorama a venire, il gravissimo problema legato
agli anziani è la solitudine e il decadimento cognitivo. Ma la solitudine, io vorrei soffermarmi su questo. Mirella, il 45% degli ultra 75 anni nella provincia di Treviso, non sto parlando dell'America, sto parlando della provincia di Treviso, abita da solo. Di questo la metà delle persone, perché sta fuori, questo e l'altro, ha come interlocutore la televisione, che però non può essere, come dire, non può soddisfare tutte le necessità. Abbiamo Adriana da Crocetta. Ciao Adriana. Ciao Mirella, hai trovato una persona adesso come me che ha qualcosa da dire, nel senso che io sono una malata di Parkinson da 26 anni. Ho dovuto logicamente, perché ho una rampa di scale, sono al secondo piano, me ne sono messa a montascale, non io, ma i preposti civili, le dite, insomma, il montascale, mi sono presa la carrozzina, mi sono presa il deambulatore da fuori, mi sono presa quello da dentro, e dopo chi ne ha più ne metta, voglio dire, ma ho speso, ma per carità, se si può stare meglio, si può. Io si dice che sono lasciati soli, certo, anch'io sono fortunata che ho mio marito ha la stessa mia età, 78 anni, non sono pochi. Nonostante tutto, io qui a casa ho una macchina da cucire e prendo delle stoffe, faccio delle presine, faccio dei centrini, qualcosa che mi impegni, guai se non avessi questo interesse, voglio dire, sarei distrutta. E qui, guarda Mirella, qui sono tornata da 4-5 case, ci sono figli giovani, meno giovani, non ho visto una persona che mi abbia chiesto, a parte chiesto, in aprile ho fatto la frattura del femore anche, tanto per concludere, per farla breve, e nonostante tutto sono andata con mio marito, logicamente, ma anche lui alla sua età, a Pieve di Soligo, la nostra famiglia, per fare la riabilitazione, e sono abbastanza contenta, voglio dire, veramente. Ecco, io guarda, su questo argomento ne avrei da dire moltissimo. Va bene, però adesso devo chiudere perché devo andare in pubblicità. Ecco, poi ne commenteremo anche questa telefonata perché va commentata assolutamente, ma adesso devo assolutamente andare in pubblicità. E siamo con Giorgio Pavan, direttore ISRA, Oscar Ferronato, papà di questo bimbo diversamente agile, come lo chiama Mirella, che ha bisogno di supporto, anche un supporto legale, perché sarà anche bravo come un caterpillar, ma caro Oscar, se non fai i supporti giusti, dura la faccenda, ma noi li abbiamo, e abbiamo anche l'avvocato Luca Pavanetto. Allora, Giorgio, cosa vuoi dire? Abbiamo sentito Adriana come te ha una famiglia, bene o male, ha un marito, è una guerriera, è forte, si sente anche dalla verve, io ci sono, esisto, faccio. Però ci sono quelli che nascono anche fragili e che non hanno famiglia, e questo è ancora più un problema, perché poi arriva la solitudine, arriva la depressione, e se mettiamo queste due cose assieme alle patologie, la frittata è fatta. Allora Oscar, cosa vuoi dire? Ecco, tu questa mattina, ecco, alla politica che ti sta ascoltando, perché guarda, come dice Baccialli, noi ci vedono tutti, sentono tutti, ecco, e ci fanno l'autografo, anche alla Mirelli, mi ferma dappertutto, dove c'è tanta gente, la rossa è lei, sì, sono io. Capisci, Giorgio, che la gente vede, sente, perciò cosa vuoi dire questa mattina? Allora, intanto è anche giusto dire che dentro alla pubblica amministrazione ci sono anche persone che lavorano. Perché questo? Perché a volte ci troviamo davanti a dei problemi, per farti un esempio appunto con le protesi di Giorgio, e la referente di ausili e protesi è là che si fa in quattro per risolvere, e che tutte le volte mi trova la soluzione, e io la devo ringraziare profondamente, questo dirigente, e
vorrei che dirigenti come questa dottoressa Rosa appunto dell'Ausilia Protesi di Campo San Piero fossero uguali. Caspita, è incredibile come lavora questo dirigente. Ma all'altro canto, anche dire, come dicevo prima, che altri dirigenti ci fanno un po' il gambetto, nel senso che è un dubbio che ho da diverso tempo. Allora, questi dicono, bene, sto papà qua è un rompiscatole, va dall'avvocato, bene, adesso gli mettiamo un po' i bastoni tra le ruote, così andrà dall'avvocato, me passa il termine con tutto rispetto della professione, pagherà l'avvocato, dopo come vada o non vada, io che sono il dirigente che ho fatto questo sgambetto, non pago niente, perché sarà l'ufficio legale dell'ASL o comunque della pubblica amministrazione che pagherà. Allora, sarebbe giusto che a questo punto, se un dirigente intenta fare qualcosa, lo faccia di tasca propria, propri soldi degli altri, che se trova l'avvocato che ne porta in causa. Allora Perché sentiamo come commenta l'avvocato Pavanetto. Devo correre, Oscar, perché sennò non ce la faccio. Prego, avvocato. Allora, ascoltando sia il direttore Pavan sia Oscar, secondo me il problema è abbastanza centrato, nel senso che il direttore prima parlava in maniera molto appropriata di intelligenza emotiva e Oscar descriveva quella che è la peculiarità, che insomma che ci sono anche, e guai a dubitarne, anche dei professionisti seri e delle persone che magari, dei dirigenti che davvero hanno a cuore le sorti dell'amministrazione e soprattutto le sorti del singolo. Io farei riferimento a un termine che a me piace molto e che ha citato il direttore prima, ed è quello dell'intelligenza emotiva, cioè della motivazione che deve muovere le persone, dell'approccio, dell'empatia che deve guidare le persone. Nel mio osservatorio, insieme agli altri 12-13 colleghi che lavorano con me, dico sempre a loro che noi dobbiamo dare tutela massima. Cosa vuol dire dare tutela massima? Immaginare che la famiglia, i componenti della famiglia siano, come li chiamavano i latini, un numerus clausus, un numero chiuso che va difeso contro tutto e tutti. Mi spiego ancora più semplicemente. Dico sempre ai miei colleghi che non devono più fare questa professione se perdono la capacità di indignarsi. Quindi dobbiamo avere quel senso anche nostro, civico interno, che ci porta a combattere. Dopodiché sul fatto che le amministrazioni spesso abbiano questi paracadute, sì, ci sono, ma come diceva il buon Petronio, è nelle difficoltà che si riconoscono gli amici. Ecco, noi dobbiamo cominciare a riconoscerci fra quelli che vogliono cambiare il sistema. Se facciamo un'associazione di questo tipo e lavoriamo insieme, secondo me nulla è immutabile, cioè, è una sola cosa, ma insomma quella è prevista Quella che speriamo che arrivi tardi, siamo arrivati a 100, speriamo di arrivare anche a 200, noi stiamo così bene qua, vero avvocato? Anche con i nostri paletti, ma stiamo bene. Però vede, avvocato, una cosa che non tollero è che io non devo essere fortunata a vivere in quel territorio, a conoscere quelle persone, ad avere dirigenti con una certa sensibilità. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, non di essere fortunato ad essere là, quello che mi aspetta di diritto. E qua ce la giochiamo, perché non so cosa mi aspetta di diritto, perché nessuno mi dice niente. Pensi, avvocato, e lo dico anche al dottor Pavan, che l'altro giorno, la scorsa settimana, ho avuto il dottor Gorini, il quale era veramente preoccupato perché arrivano questi pazienti a casa dall'ospedale e lui non sa a chi rivolgersi, perché sono soli. Allora ha chiamato un'altra volta il primario e ha detto: io te lo riporto perché non so a chi rivolgermi. E giustamente il primario ha detto: guarda che non devi riportarlo da me assolutamente,
Allora, sai cosa ho fatto? Ho detto al dottor Gorini, guarda dottor Gorini, assieme anche al dottor Fagian, che sono referenti di Medici di Famiglia, facciamo una cosa semplicissima, scriviamo in regione una bella lettera dove diciamo che il medico di famiglia deve avere assolutamente il nome delle associazioni di volontariato che ci sono nel territorio e vedere queste associazioni di metterle assieme, questa catena che manca sempre qualche anello, in maniera che quando il paziente si reca dal medico di famiglia, in base al problema che ha, gli dice guarda, telefona a questi numeri, chiama questi numeri e cerca di farti aiutare, perché non ce l'hanno, avvocato, non hanno, e lui ha detto hai ragione Mirella, non ce li abbiamo e noi non sappiamo chi sono e non possiamo neanche sederci ai tavoli di concertazione con associazioni che non c'entrano niente, perché se mi fanno sedere al mio tavolo, come è successo, un'associazione che chiude il venerdì pomeriggio e riapre il lunedì col telefono, io non so cosa farmi di quelle associazioni. Io ho bisogno di associazioni che siano disponibili anche il sabato e la domenica. Allora è inutile che siamo 7.500 associazioni di volontariato, che i grandi soloni della politica si mettono il fiore all'occhiello qua, abbiamo. Se poi non conosciamo chi dobbiamo aiutare, dove andare, e i medici di famiglia non hanno neppure l'elenco perché i servizi sociali non lo danno. Ho avuto un dirigente sportivo che ha detto, ho chiesto per aiutare dei ragazzi e mi hanno detto che deve essere la famiglia a fare la richiesta, a me non li possono dare. Capisci avvocato che strada ce n'è da fare? Ma bisogna pure iniziare a fare qualcosa. Prego avvocato, poi sentiamo il dottor Pavan. Sì, assolutamente, bisogna iniziare a fare qualcosa e deve essere anche una politica, passami il termine che io detesto, una politica dei piccoli passi, nel senso che noi dobbiamo caso per caso, come un grimaldello, aprire il sistema. Non abbiamo altra strada che quella di combattere ogni minuto. Il resto sono solo chiacchiere e le chiacchiere gliele lasciamo a chi fa la politica nel senso più deteriore del termine. Allora, dottor Pavan, fai un tagliando alla tua memoria. Sabato 21 settembre, giornata mondiale dell'Alzheimer, lei farà il tagliando. Cosa farà il 21 settembre? È stato il primo direttore che ha aperto questi centri di sollievo, il caffè Alzheimer, primo in assoluto. Sono venuti anche da altri stati a vedere questo caffè Alzheimer, l'hanno copiato perché era l'unico, pensate. Adesso cosa facciamo? Diciamo così che allora noi agiamo a diversi livelli. Il primo è la sensibilizzazione delle persone. Ad esempio quest'anno con la mostra Ogni vita è un capolavoro, bellissimo, perché davvero ogni vita è un capolavoro, siamo all'outlet di 90. Quindi in mezzo al consumismo, diciamo così, agli acquisti, ma comunque all'interesse delle persone. Noi non dobbiamo avere pregiudizi, noi dobbiamo aiutare la consapevolezza in ogni livello della nostra società e siamo quindi grati all'outlet di 90 proprio perché Arthur Glenn, si chiama così, perché ci ha aperto le porte e ci dà la disponibilità di questa integrazione tra mondi che sembrano separati ma separati non sono, perché tante persone che vanno all'outlet a comprare un paio di pantaloni, una camicia eccetera eccetera hanno a casa un problema e allora mescolare fa bene e questo è il primo livello. Il secondo livello è che al posto di badare solo dentro alle mura delle nostre strutture dobbiamo occuparci del benessere di chi anche sta fuori e allora farti un tagliando significa dare la possibilità gratuita ai cittadini di Treviso nella fattispecie, perché non si può aprire a tutta la regione magari. Ci sono 5 giornate che saranno dettagliate insomma nella città di Treviso durante il mese di ottobre dove la gente potrà farsi un tagliando, cioè tutta quella gente di 50, 60, 70, 80 anni che dicono me par che come dire ho meno memoria una volta, ho paura dell'Alzheimer, ho paura di questo, ho paura dell'altro, fatti un tagliando e dire vieni che ti facciamo il check di un'ora, d'accordo, e ti diamo un semaforo verde, arancio o rosso. Verde vuol dire vai tranquillo, arancio ti diciamo guarda
fai queste cose per stare meglio, rosso è meglio fare un approfondimento speciale. Non c'è giallo magari una via di mezzo? Anche giallo. Il giallo è, ti do dei suggerimenti. Anche il giallo, vedete che non manca assolutamente niente. E insomma abbiamo organizzato un po' tutta questa cosa e ad esempio sabato, a proposito pomeriggio, ci sarà tra poco la conferenza stampa, ma lo diciamo in anteprima così, sabato pomeriggio, perché fa bene saperlo in ogni caso, in Piazza Borsa a Treviso, la stupenda organizzazione dei volontari dei centri di sollievo organizzano un sit-in dalle 15 alle 18 per chi vuole passare, vedere, brigare, portando anche i malati di demenza in centro, perché non è solo il volontario che deve andare in centro, sono anche le persone malate che riacquistano il loro diritto, diciamo, alla città, alla piazza, alle relazioni. E allora ci sarà un happening in cui ISRA collabora ovviamente dando il supporto tecnico, eccetera, eccetera, tutto ciò che possiamo, insomma, lo facciamo, ma soprattutto i centri di servizi, insomma, hanno come dire, sponsorizzato questa cosa e con grande determinazione, e quindi è anche un momento importante anche quello, e dopo convegni, interventi, attività, eccetera, eccetera. L'importante è esserci, vero direttore? Certo, che continua. Una nota volevo fare sull'ottimo Gorini. Quando Gorini dice io te lo rimando indietro, dice un'altra cosa, che c'è bisogno tra l'ospedale e casa tua di un polmone intermedio per quelle persone che non hanno la malattia acuta da ospedale, ma hanno una malattia cronica o di adattamento che ha bisogno di quello che si chiama ospedale di comunità, soltanto che rispetto alla programmazione che ne è stata fatta a metà. E quindi non c'è la risposta nel territorio proporzionale alle necessità, questo bisogna dirlo. Allora, visto che sabato il dottor Pavan con la sua meravigliosa squadra sarà in Piazza Borsa, noi ci andiamo a vedere, perché c'era anche all'ippodromo di Sant'Artemio, un sport senza barriere, lui è sempre presente, con Mirella qualsiasi cosa facciamo, gipsoteca, gite, lui c'è sempre, perché ha capito l'importanza di far uscire queste persone. Andiamo a sentire questa intervista a Alessandra Cendron dell'ISRA. Siamo con Alessandra Cendron, l'ISRA non poteva mancare, anche l'anno scorso presente, anche il primo anno presente. Cosa vuol dire questa giornata per l'ISRA? Questa giornata per ISRA vuol dire parlare anche di persone anziane. La persona anziana spesso non viene considerata in questa società dove tutto è tecnologia, tutto è correre veloce, ma anche l'anziano ha bisogno di essere supportato e di essere integrato in questa società. Anziano non vuol dire persona che non ha desideri, ma anziano vuol dire avere voglia di vivere, anche di desiderare, di poter fare cose nuove e quindi di poter essere integrato in questa società. Noi siamo qui appunto perché crediamo in questo, crediamo nella dignità e nella valorizzazione della persona anziana e quindi ISRA è qui per questo. Grazie, bellissime parole. Io non li chiamo anziani, li chiamo diversamente giovani, perché come ha detto giustamente questa educatrice, hanno voglia di ascoltare, di imparare, di vedere, di conoscere e di esserci. E l'occhio non invecchia mai. Esatto. Grazie, buon lavoro. Allora Oscar, l'occhio non invecchia mai, questo occhio che tu vedi con questo figlio che cresce, con questa moglie che ti osserva, che vede se ce la farai a resistere, ad andare avanti. Ecco, come ci saluti, Oscar? Allora, vi saluto con la promessa che andrò sempre avanti, appunto come ti ho detto prima, sono un caterpillar finché ho Giorgio e finché ho mia moglie. E una parola a chi è solo come la Letizia, mi sembra aver capito che si chiama... Coraggio Letizia, non sei sola, adesso che ti conosco sei nei miei pensieri, se un giorno riuscirò a incontrarti tanto meglio per darti così un po' di energia da parte di mio figlio e da parte di mia moglie per avere una vita più
più degna, più di alta qualità. Ed è quello che te meriti e quello che si meritano tutte queste persone. Grazie Oscar, un abbraccio a tutta la tua famiglia, ti metterò in contatto con l'avvocato Pavanetto così vediamo se riusciamo a fare altri passi in avanti. Allora abbiamo Sebastiano da Abano, veloce Sebastiano, vai. Sì, buongiorno, Buongiorno. Mirella. Io volevo dire una cosa velocissima. La prima cosa è il fatto di quella signora che purtroppo si è tolta la vita con quella bambina lì. Io dico, ho sempre detto, no? E lei lo sa che ho avuto questo problema anche io. Il problema è che dovrebbero mettere numeri di emergenza per queste persone che soffrono di depressione e bisogna essere H24, perché quando uno ha un attacco di ansia, una depressione, non puoi fare un numero di telefono che ti risponde dall'1 di pomeriggio fino alle 5, perché le persone purtroppo hanno delle difficoltà, possono venire soprattutto anche di notte, quindi ci vuole un numero e qualcuno che ci ascolta, e questo purtroppo non c'è. Magari quella signora si poteva trappare se c'era questo numero qua, e purtroppo non c'è. E poi per quanto riguarda anche c'è stato di nuovo l'alluvione in Emilia Romagna, di nuovo la Emilia Romagna dopo pochi mesi si allagano e poi danno la colpa ai cambiamenti di tempo. No, non sono i cambiamenti di tempo, sono le manutenzioni che non si fanno. Non sono, perché non mi puoi dire che ogni 4 mesi piove e va sott'acqua l'Emilia Romagna. È la manutenzione che non viene fatta e questi politici noi li paghiamo bene, però non fanno il proprio dovere purtroppo. La ringrazio signora Mirella e buongiorno. Grazie a te Sebastiano. Allora andiamo a vedere un altro papà che era all'ippodromo di Sant'Artemio, andiamo a sentire questa intervista a Giovanni che è il papà di Lisa e Taddeo. Andiamo a sentire. Allora siamo con Taddeo. Allora Taddeo, cosa hai visto oggi? Tanti ragazzini, voglia di giocare, voglia di tirare fuori questa energia? Sì, tantissima energia e tantissima voglia di aprirsi allo sport in varie discipline diverse. Poi è bellissimo vedere i bambini che giocano, è bello, tantissima energia. Tantissima energia. E le famiglie e i genitori come li vedi, Taddeo? Anche molto aperti e è una bella iniziativa e non pensavo di vedere così tante persone interessate. Veramente. Avete bello. Capito? Che centriamo l'obiettivo. Assolutamente. Grazie infinite, buon lavoro e grazie. Buona giornata, grazie. Arrivederci. Allora siamo con un papà di un bambino, siamo con Giovanni, che sono da paese praticamente. Sono contento di questa festa perché c'è una bella armonia, c'è un bel gruppo e coi cavalli, con tutta l'atmosfera che c'è. Siamo felici che ci sia tanta gente e che tutti sono qua in armonia e che vogliono fare gruppo. Questa è la bella cosa. Ecco, vedere le famiglie giocare, i genitori giocare con i loro ragazzi, non è che si veda sempre questa cosa? No, non si vede e vedo che è una bella cosa e si deve fare sempre e deve farlo tutti i giorni. Questa cosa qua si deve vedere tutti i giorni ed è bello vederla, e anche le famiglie, come nel caso mio, sono felice che ci sia questa armonia e che ci sia questa gioia che si vede in tutti gli sport che stanno facendo in questo momento, e tutti ci mettono tanta passione. Grandissimo, e grazie papà, veramente questo papà che ha capito. Ma abbiamo anche 2 ragazze qua, guardate chi c'è. C'è la nostra Lisa, che vuole bene alla Mirella, e poi abbiamo anche Veronica. Allora iniziamo da Veronica. Veronica, cos'è questa giornata per te? Beh, allora per me intanto è un giorno di ritrovo per tutti quanti. Ho visto un po' tutti gli sport e ho notato che in tutti c'è inserimento e vedo la gioia dei ragazzi nel voler provare a fare gli sport, a divertirsi. Vedo tutti quanti uniti e sono felice di questo. Lisa, tu cosa vuoi dire? Vuoi dire un grande ciao a questa grande famiglia che ti vuole tanto bene? Sì, ti sei divertita, certo. Lisa, oggi? Ti piace stare con tanti giovani? Tu che vuoi sempre stare insieme ai giovani? È bello stare assieme ai giovani? Sì. Hai iniziato la scuola, Lisa? Certo. Dai, ce l'abbiamo fatta. Lisa va a scuola. Grazie. Ciao ragazzi, divertitevi. Ciao.
Allora, avvocato Pavanetto, lei conosce bene Lisa perché la sta seguendo. Finalmente siamo riusciti a farla iniziare la scuola anche lei, come giustamente dovrebbe essere anche per Giorgio. Cosa dice, avvocato, e come ci saluta? Che il sorriso di Lisa è la miglior cosa di una giornata, quindi possiamo fare molto, ma molto di più, ma come diceva il buon Seneca, bisogna vivere, vuol dire anche combattere, quindi combattiamo di giorno in giorno per far sì che il sorriso di Lisa sia quello che vedremo sul volto di tante altre persone. Il resto avanti tutta. Senta, avvocato, l'ultima domanda, ma gliela devo fare. Come va con le banche? Questi ristori sono arrivati, ne mancano, arriveranno? È andato tutto nel dimenticatoio? Quello che ha dato, quello che ha avuto. Prego, avvocato. Qui sfondi un portone aperto, perché se parliamo di anziani o comunque parliamo di persone fragili, il problema delle banche è un problema di natura emergente, ma basta pensare anche a tutte le truffe che subiscono gli anziani e il resto, per cui anche qui il sistema bancario non ha risposto secondo quelle che erano le esigenze. Se parliamo poi di informatizzazione e sistemi bancari che diventano sempre più ausilio di persone tecnologicamente preparate e gli impreparati diventano al contempo i deboli e quelli che possono subire le truffe, dovremmo fare una decina di trasmissioni sul punto. Il sistema bancario in questo momento è un sistema che, come sempre, difende se stesso. Ci sono gli strumenti, bisogna rivolgersi a bravi professionisti e continuare a portare avanti quelle che sono le istanze, perché il problema è che il cittadino non si deve sentire schiacciato dal sistema. Se il cittadino lotta e trova qualcuno che è degno di accompagnarlo in questa lotta, porta a casa anche i suoi risultati. Grazie veramente all'avvocato Luca Pavanetto, anche cassazionista e non solo, referente ADUSBEF, appunto, che riguardano anche gli istituti bancari e quelli che purtroppo sono stati truffati, e sono veramente tanti, ma sempre avanti. Allora, dottor Pavan, ritorniamo al 21, ma ritorniamo anche a dare diciamo un po' di ottimismo alle fragilità, ce lo dica lei, perché io non sono in grado di farlo, perché proprio non ci credo, perché non vedo, anche ieri ho assistito a delle cose che ne ho parlato con l'avvocato, veramente di uno squallore unico, non è possibile continuare a stare zitti. Prego. Insomma, mi viene da dire che facciamo quel che possiamo con quel che abbiamo e continuiamo a farlo con grande determinazione. Ricordando Seneca, adesso non mi ricordo il passaggio, ma Seneca diceva, parlando dell'arco, come dire, di una formazione ad arco, d'accordo, di un soffitto ad arco, sta in piedi solo se tutte le pietre si aiutano l'un l'altra. E quindi è questo che noi dobbiamo fare, insomma, per passare dall'altra parte, per migliorare la nostra società. Stare assieme e darci una mano, sapendo che l'obiettivo è la nostra comunità, insomma, che deve migliorarsi, soprattutto a partire da chi sta peggio, non a chi sta meglio, da chi sta peggio. È un appello che vuole fare, dottor Pavan, soprattutto per questa giornata importante, queste giornate a ottobre. Cercate di capire queste parole, fatevi aiutare se avete dei sintomi. Io la inviterò ancora, dottor Pavan, perché avrei piacere che lei mi portasse questi strumenti che si possono mettere anche a queste persone che danno dei segnali. Guarda, perché nessuno dice niente. Volevo dirlo prima, tra le mille cose che facciamo è questo. Ad esempio, quando una persona è sola a casa, noi abbiamo ottenuto finanziamenti europei, andiamo in Europa a prenderci i soldi per sperimentare, diciamo, le innovazioni, e ad esempio sullo smartwatch, l'orologio, insomma, che ci si mette, può essere un elemento che può aiutare anche nella stimolazione cognitiva e anche nella possibilità di collegarsi tra persone all'interno di una rete. La rete non deve essere centinaia di persone, perché gli amici e le relazioni le hai tra 5 e 10 persone, non le hai tra 1000 persone. Tra 1000 persone sei da solo, se hai 5 persone sei in compagnia. E allora anche con la tecnologia, insomma, abbiamo sperimentato, messo assieme 20 unità familiari singole, diciamo così, che da una parte si mantengono cognitivamente, diciamo così, allenati, e dall'altra si mettono tra di loro in relazione, anche se stanno a casa, perché il problema
di mandare a casa uno e l'altro, eccetera, eccetera, è un problema organizzativo molto molto importante, insomma. Quindi si fa quello che si può con quello che si ha, ma guardando avanti e anche facendoci aiutare dalla tecnologia e dallo sviluppo che è importante, insomma, governare. Grazie anche al dottor Giorgio Pavan, direttore ISRA, a Oscar Ferronato, all'avvocato Luca Pavanetto, grazie, pubblicità. Partiamo con chi? Con un pezzo da 90 naturalmente, anche questa mattina, come tutti gli altri pezzi da 90. Abbiamo il generale Isidoro Furlan, carabinieri forestali in riserva. Benissimo. Guardate chi c'è questa mattina con noi, è ritornato a trovarci, ha fatto anche parecchia strada, ma lui vuole essere in presenza e lo ringrazio veramente, generale. Grazie. E saluto anche un grande amico di Mirella, che è l'editore Fabio Brussi, che presenteremo anche questo libro importante, Il comandante, bracconieri, malfattori e altre storie. Bellissimo, cade in un periodo proprio perfetto, perché di comandanti, bracconieri e malfattori, come usciamo, ne troviamo tantissimi. Ecco, i caimani li chiamo io, sono dietro l'angolo e non vedo l'ora di arrivare. Allora inizierei proprio da lei invece, generale Furlan. Cosa ci racconta lei, forestali in riserva? Intanto spieghiamo cosa vuol dire forestali in riserva, perché magari carabinieri in riserva. Carabinieri in riserva, dai. Cioè uno quando va in quiescenza, cioè quando va in pensione, nell'arma dei carabinieri non è in pensione. Se ti chiamano devi andare. Questa è la riserva. Se hanno bisogno ti chiamano. E vado spesso perché sei nominato in quel momento, non percepisci nulla, Io vivo sempre della mia pensione. Però se ti chiamano devi andare. Allora, carabinieri, mi avevano scritto carabinieri forestali in riserva, sono carabinieri in riserva. Ma allora non c'è un'età per un carabiniere in riserva, cioè quando devi partire parti, tutti hanno un'età della pensione, voi invece con la riserva non avete neanche l'età. Però non è che ti chiamano ogni giorno. Ci mancherebbe. Ci deve essere un motivo. In generale ci mancherebbe. Ci deve essere un motivo abbastanza. E dopo bisogna vedere anche la specializzazione che uno ha. Il mio ruolo, essendo anche mezzo, dico un quarto ornitologo, esperto di animali, cioè non è semplice trovare questi personaggi che sanno distinguere gli animali, che sanno vedere, e allora lì c'è bisogno dell'ausiliario di polizia giudiziaria, cosiddetto, ecco, questo è il termine esatto. Allora, abbiamo visto questi lupi che scendono a valle. Certo. Abbiamo sentito anche la paura, perché non siamo stati preparati, nessuno ci ha aiutato a capire che forse dobbiamo anche convivere con certe specie, a volte, come succede in Canada, sono molto attrezzati con gli orsi, con i lupi. Noi siamo senza niente sempre, non sappiamo come difenderci, anche perché c'è poca informazione. E soprattutto queste persone che vanno a passeggiare anche nei boschi cominciano ad aver paura. Io sento perché hanno telefonato, non vado più a passeggiare perché ho paura. Ma io direi che avremmo bisogno anche che qualcuno, come quei cartelli stradali che fanno una confusione unica, specialmente sulle rotonde, perché li mettono a caso, 100 cartelli, arriva adesso dove vado. Ecco, ci vorrebbe un qualcuno che capisse che forse abbiamo bisogno di un'informazione corretta. Cos'è per un generale un'informazione corretta, anche nel suo campo generale del quale si occupa? Lei mi ha fatto una domanda molto difficile così a bruciapelo, perché qui c'è bisogno di una grande premessa. Il problema dei grandi carnivori è un problema che sta scappando di mano, cioè se prima avevamo 50 branchi di lupi, dopo siamo arrivati a 100, adesso siamo a 1600, 1500 animali. Per cui c'è la convivenza, ma la convivenza con gli allevatori. Il lupo, Mirella, fa il lupo, lavora poco, cammina poco e vuole mangiare senza far fatica, perché questa è l'indole del lupo. Per cui il lupo se Guardi trova... là, generale. Sì, certo, io guardo, mi dicono. Se il lupo trova una pecora in mezzo alla strada, se la strada se la mangia, ma mica deve chiedere il permesso il lupo di mangiare, certo.
Ecco cosa bisogna fare. Gli allevatori devono saper difendersi con le reti elettriche, fare i recinti, cercare di avere i cani da guardiania, cercare di avere i cani che sono da conduzione, da avvistamento, ma il cane vero e proprio è il maremmano, quelli che vengono allertati dal cagnetto piccolo e quelli attaccano i lupi. Quella è una prevenzione sugli allevamenti, ma non è finita qui. Sa quante cose bisognerebbe fare? Cioè è una scuola, ci vuole persone, forestali, carabinieri, guardie venatorie, cioè il mondo scientifico si deve ormai attrezzare e andare sul territorio e spiegare che la convivenza è anche possibile, ma i numeri bisogna saperli controllare e bisogna lasciarli fare ai tecnici. Oltretutto anche il lupo è protetto, mi sembra, certo, in generale. Che è protetto. E allora adesso come la mettiamo? E ci vuole una deroga a livello europeo, che dopo viene recepita a livello governativo e demandata alle regioni, in quanto le deroghe hanno una loro tutta una loro decadenza, cioè vanno a cascata, per cui la deroga la deve dare solo la CE. Quando il numero è eccessivo bisogna intervenire. Adesso parlano tanto della castrazione. È un sistema della sterilizzazione anche di questi animali. Guardi che ci sono 2.300.000 cinghiali, i quali stanno invadendo non i boschi, non i paesi, stanno invadendo i centri delle città. D'altra parte se devono mangiare cosa devono ma fare? Mangiano i rifiuti e vanno a pescare nei pannolini, e dopo la gente li caccia e cosa mangiano questi? Porcherie, vanno nelle discariche i cinghiali. Abbiamo visto questa lupa azzoppata, poveretta, che addirittura mangiava dalla mano della persona, certo. E quello è che si sentiva fragile. Allora quando uno è fragile sia nel campo animale che nel campo umano ha bisogno e si fida e poi magari spunta qualcosa. Ma non bisogna dare da mangiare agli animali. Io l'ho invitato apposta per far capire. Mai, anche se fanno pena, tu chiama chi di dovere, le forze dell'ordine, e lì c'è il sistema di catturarlo e portarlo in un centro di recupero e guarirlo se c'è bisogno di guarirlo, perché gli animali vanno anche, non dico controllati, ma se hanno bisogno. Loro non hanno mica 112, 113, 118, non hanno mica le medicine, non sanno mica dove sono le farmacie. L'uomo deve aiutare gli animali feriti, questo è un obbligo di legge. Allora adesso passerei a Fabio Brussi, questo libro bellissimo, guardate cosa c'è in copertina, ecco lo inquadriamo perché naturalmente Fabio, che non è molto loquace su queste cose, di mandare le cose alla Mirella che servono, però il libro ce l'ho. E c'è questo bellissimo uccello, il comandante, bracconieri, malfattori e altre storie, Isidoro Furlan. Conversazione con Micaela Vettori, presentazione del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale di Corpo d'Armata Teo Luzzi. Perché questo libro, Fabio? Ecco, io so che tu hai la passione, poi gli animali io ti conosco molto bene, una sensibilità molto molto estrema, quella di Fabio, è una sensibilità grandissima. Ecco, perché questo libro e questo titolo, cosa vogliono dire? Ma questo libro è la vita del comandante Isidoro Furlan. Quindi questa è una somma o un riassunto o alcune delle operazioni svolte dal comandante durante 50 anni? 47 anni di attività. E mi sembra necessario farli conoscere non tanto per dire che il comandante è stato bravo, ha fatto tante cose belle, però ha fatto tante cose necessarie, dalla lotta alla sofisticazione alimentare, alla lotta contro gli incendi, alla salvaguardia degli animali, tutte operazioni in ambienti difficili, in situazioni difficili. Leggendo il libro poi si può anche rendere conto
come dovesse operare in situazioni certo, piuttosto disagiate o non sempre aiutate neanche dalla popolazione locale, insomma, ha dovuto faticare e lottare parecchio. È un libro necessario perché sono cose che devono essere sapute, bisogna saperle, perché deve esserci qualcuno, deve prendersi l'onere, a volte anche l'onore, perché giustamente deve andare di pari passo, di salvaguardare il nostro ambiente e la nostra salute necessariamente, di conseguenza. Ti ringrazio Fabio per queste parole che fanno capire che abbiamo un percorso molto impervio da fare, perché c'è sempre qualcuno che non ascolta. Quelli che dovrebbero ascoltare e mettere in pratica quello che è la sicurezza anche della popolazione dovrebbe essere fatto in maniera più energica. Noi in Italia ogni volta sentiamo parlare la prima cosa di uccidere, generale mi scusi, ma la prima cosa che noi facciamo bisogna uccidere, bisogna toglierlo dalla circolazione senza capire invece che queste sono delle creature, sto parlando degli animali, sono delle creature meravigliose, sono delle opere d'arte, nel vero senso della parola. Ma ci rendiamo conto di avere le opere d'arte in natura e non continuiamo a non rispettare la natura? Pensi che sabato ho avuto un carissimo amico che è appassionato come voi di animali, ma di tutto, e ha portato un video di una farfalla zoppa che lui ha curato. Questa farfalla, abbiamo visto le immagini, ha capito che era un amico e andava a mangiare lo zucchero che lui preparava con le fragole per farla crescere bene, per rimetterla a volare, che era un amico. Un video che ha emozionato tutti. Capire la sensibilità anche di questa farfalla, di questi animali, uccelli, qualsiasi cosa che forse non riusciamo più a capire, il rispetto della natura. Generale, cosa dice? Perché abbiamo così, non tutti, ma molti, poco rispetto della natura in generale? Ma direi che la popolazione mondiale, anche nostra nazionale, non è che non abbia rispetto per la natura, perché adesso dalle scuole in poi c'è questa grande sensibilità, solamente che c'è una parte, una frangia che ha il DNA che secondo me è graffiato, che si divertono a far del male. Questo è il concetto. Dopo l'80%, il 90% delle persone sono rispettose dell'ambiente, perché sanno che se roviniamo l'ambiente si rovina il territorio e si rovina anche la vita. Però certe persone, pur di fare il business, che è quello alla fine, fanno anche del male. Gli animali sono una bellezza della natura, è l'arte della natura, viva. I colori, le pelli, gli uccelli quando vanno in amore, il canto. Cioè, guardate che non c'è orchestra migliore di un canto di un uccello, ognuno diverso. Ogni uccello che costruisce in maniera particolare il suo nido, la sua casetta, senza aver studiato. Non ha bisogno dell'architetto per costruire la sua casa. E come la costruisce? E come la costruisce? Perché bisogna... Io ho una raccolta di gabbie, ma soprattutto una raccolta di nidi che fanno invidia agli architetti di oggi. Magari un architetto fosse capace di costruire un nido così. La interrompo un secondo perché abbiamo Antonia da Vicenza. Ciao Antonia. Niente, è caduta la linea, vediamo se la riprendiamo. Allora Fabio Brussi, l'opera d'arte, questa opera d'arte che abbiamo anche in natura, però purtroppo dovremmo forse tutti quanti anche fare più squadra, essere anche più sensibili. Sì, è vero, dice il generale, si inizia dalle scuole, ma dopo ci si perde se non c'è un accompagnamento adeguato. Il bambino cresce e se non ha una famiglia che fa dei percorsi anche naturalistici importanti, lui non capirà mai il rispetto della natura. Fabio, cosa vuoi dire? Ma voglio dire che effettivamente è vero, io vedo che i miei figli, differentemente da come ero io quando ero a scuola, hanno una sensibilità, ma perché gli viene anche insegnata, per dire un'altra cosa, la raccolta differenziata. Non esisteva raccolta differenziata. Adesso vedo che se per sbaglio, esattamente, metto una cosa al posto dell'altra e mi dico, papà no, guarda, quello va di qua, va di là, per cui è già questo mi fa ben sperare per il futuro.
Ed è anche vero che, come diceva il generale, il business ha la meglio su tante altre cose. Se però questa sensibilità continua a crescere e ci si accorge soprattutto che quando mancano le api poi non manca solo un insetto, ma manca ben altro, e allora io sono positivamente ottimista, mi rivolto verso il futuro, quello giovani senz'altro. Che abbiamo, certo, sono d'accordo. Al di là poi c'è sempre la mela marcia per dire sempre che quello cattivo, quello che non vuol capire o che gli interessa dell'altro, però vedo che c'è una sensibilità diversa anche nei confronti degli animali e nei confronti della natura in genere. E questo mi lascia ben sperare. Anche perché è vero, noi giovani non li troviamo in tutto il mondo del volontariato, però dove ci sono gli animali e si parla anche di ambiente, loro ci sono. Perché? Perché si fidano di quel tipo di volontariato. Non è che tutto il volontariato gli intrighi, perché anche là ci hanno giocato molto, c'è un business anche nel mondo del volontariato, loro lo capiscono, sono quelli che scendono nelle piazze anche per il bene della comunità, che ci mettono la faccia, delle volte anche generale con gesti estremi, è vero, ma d'altra parte cosa devono fare se non sono ascoltati? Ecco, loro vogliono un ambiente più pulito, un futuro, noi vediamo un business del cemento che fa paura, vediamo sempre di più questi tagli di alberi in una natura che veramente ha bisogno invece di alberi. Già ci pensa la natura, abbiamo visto con Vaia cosa è successo, e quando arriva non ce n'è per nessuno, non ci sono recinzioni che tengono. Quando la natura decide di arrivare, arriva, è chiuso. Però c'è questa poca sensibilità, a mio avviso, generale anche nelle istituzioni, perché come dicono anche le telefonate, ci vogliono persone competenti che sappiano. È inutile che tu metti delle persone a gestire l'ambiente che non sono competenti. Gli alberi sono delicati, bisogna conoscerli, capirli. Io mi ricordo anche con i sindaci ho fatto delle battaglie, per non dire guerre, ma cosa state a tagliare in quella maniera, perché gli agronomi dicono che non vanno tagliati. Ma chi è che vi dice di tagliarli così? Eppure tagliano perché così pensano di risparmiare, perché tagliano tanto, invece fanno un danno a tutta la comunità, perché l'albero cresce male, perché non dà più quello. Ecco, il rispetto anche questo che dovrebbero avere le istituzioni per l'ambiente. Lei come lo vede in generale dopo tanti anni di lavoro anche impegnativo in questo? Beh, guardi, intanto la preparazione scientifica c'è. Abbiamo numerose università a livello nazionale. Abbiamo le scuole specialistiche dell'Arma dei Carabinieri, una tra tutte la migliore, quella di Città Ducale in provincia di Rieti. Lì escono i carabinieri forestali specializzati dopo 6 mesi, cioè la preparazione c'è. I tecnici ce li abbiamo e sono preparati. Va preparata l'opinione pubblica, quella è che manca, cioè devono ascoltare di più e seguire di più. Se lei va nei paesi del nord, i paesi del nord si documentano e ascoltano di più. Adesso fa ognuno di testa sua e guardano tutti internet e pensano di essere professori. Non è così. Internet e l'intelligenza artificiale è indispensabile, ma non è il Vangelo. No. Non è il Vangelo. Anche perché c'è sempre l'uomo alla fine poi. È difficile che combaci esattamente con la teoria. Abbiamo Bertilla da Badia Polesine, Rovigo, penso, vediamo se lei... Bertilla? Sì, eccola qua, prego Bertilla. Niente, io volevo appunto parlare del fatto dell'ambiente, insomma, della differenziazione. Io sono avanti con gli anni, però i miei figli che hanno oltre 40 anni sono abituati da sempre di fare humus, differenziazione, eccetera. Poi parlavo ancora 20 anni fa, insomma, del fatto delle alluvioni. Io mi dico, ma perché non vengono approfonditi, cioè puliti i fiumi, corsi d'acqua? Mio suocero, che poverino è da tanti anni che non c'è più, aveva pulito appunto con la carriola. Sai cos'è la carriola, vero? Ecco,
Polito i corsi aveva fatto, insomma veniva anche attribuito, pagato, insomma come si suol dire, e Polito i corsi d'acqua del fiume, del Piave, pensi un po', cioè voglio dire, perché tutto questo non viene fatto più? Se non c'è approfondimento dei corsi d'acqua, è già sopra, è già tutto pieno, no? Giusto? Grazie Bertilla, giustissimo quello che hai detto, in pochi si faceva tanto, adesso siamo in tanti e facciamo poco, perché non si riesce a darne fuori da questa storia. Fabio, cosa vuoi dire? Perché giustamente Bertilla dice mio marito da solo riusciva a fare, adesso abbiamo consorzi, abbiamo di tutto, enti, parchi, eppure siamo tornati indietro. C'è la cementificazione che comunque già di per sé è un problema, perché c'è cemento dappertutto, c'è asfalto dappertutto, quando piove l'acqua dove va? Va nei garage della gente e le allaga la macchina. Questa è una considerazione da uomo della strada, però è anche vero. Non voglio entrare a parlare di consorzi che non fanno o delle istituzioni che non fanno, perché per carità qualcuno fa, qualcosa si fa, non è vero che diventa tutto più difficile. Poi c'è l'alibi che mancano i soldi, c'è l'alibi dei permessi, delle tempistiche. Bella la parola, alibi. Sì, l'alibi, esatto. Perché volendo si trovano, insomma, non sono io che devo dirlo, credo. Per cui la situazione è molto perfettibile, però ce la possiamo fare, secondo me. Bravo Fabio, pensiamo. Comunque c'è da aggiungere, Mirella, una cosa importante, che una volta i tempi di corrivazione, che sono tempi che una goccia ci impiega dal cima alla montagna arrivare al mare, era 8 ore. Adesso si parla veramente di grandi tempeste d'acqua, cioè non c'è più come una volta che c'era l'assorbimento, adesso c'è proprio questa tempesta d'acqua e queste bombe d'acqua che fanno veramente danni. La pulizia dei corsi d'acqua e dei torrenti e degli alvei viene comunque fatta, però la vegetazione c'è sempre. E purtroppo i percorsi sono veramente tanti, e guardi che la manutenzione degli alvei cosiddetti è una cosa costosissima. Cioè bisogna investire molti milioni di euro. Generale, mi scusi, siccome siamo un paese fragile da nord a sud e da est a ovest, perché lo sanno, perciò bisogna investire sul fragile, cioè è inutile che tu investi su cose che al momento non servono, e abbiamo visto cosa sta succedendo anche in questi giorni, anche ieri in Emilia Romagna, e non è la prima volta di sicuro, perché poi il danno è della comunità intera che si paga, non è solo un danno, diciamo, ambientale di quel posto, è tutta la comunità perché non si investe così poco sulle fragilità in generale a 360 gradi? La fragilità è vista come un ostacolo, un impedimento, che invece è una risorsa, perché le fragilità invece sono risorse generali. Certo, però questo bisogna iniziare a dirlo, che sono delle risorse e non degli impedimenti o dei problemi. Prego, generale. Mirella, c'è anche una grande sensibilità anche nella salute, nella gestione della salute, quella è prioritaria secondo me, anche gestire bene gli ospedali, la salute, non è un argomento che io so trattare, ma dico che il governo farà le sue scelte. Logicamente il nostro ambiente italiano è talmente uno stivale e stretto e lungo, che è talmente differenziato che per ogni piccolo paese ci vorrebbe un tecnico e una squadra di operatori per sistemare le cose. Lì si tratta che una volta avevamo gli operai forestali che venivano assunti dal Corpo Forestale dello Stato, poi le competenze sono passate alle regioni, adesso le regioni hanno i servizi forestali, c'è tutta un'organizzazione per questi territori pluviali che devono essere manutentati, ma sono tanti, e investire lì ci vuole una finanziaria solo per questo? E sarà anche vero, però io sono dell'idea, caro generale, che prima, come dice lei, quando c'erano proprio i forestali, io so anche in provincia c'erano, ci sono ancora, ma arrivano dalla regione ed è tutto diverso, non è più come prima. Abbiamo Ugo da Treviso, vai Ugo! Buongiorno a tutti e tre. Buongiorno. Avrei due domande da fare al generale. Prego.
La prima, è mai possibile che non si riesca a trovare uno o più responsabili di questi disastri? Capitano, succedono e un responsabile non c'è mai. Seconda domanda, generale, lei è d'accordo con il principio newtoniano dell'azione-reazione? Le dico il perché della mia domanda. Io sono per la pena di morte. Mi ammazzi, ti ammazzo. Rubi, ti rubo. Nient'altro. A lei la risposta. Ugo è determinato, molto chiaro, o da una parte o dall'altra, non c'è via di mezzo. Bianco e nero, il grigio non esiste. Prego, generale. E alla prima domanda posso anche rispondere, alla seconda mi astengo, sia gentile, perché io la vedo un po' diversamente. Però i responsabili dei disastri, intanto la responsabilità prima, mi ascolti bene, è quella che sono cambiati i tempi. Adesso con questi andamenti climatici straordinari diventa difficile anche controllare la situazione, però si ricordi che ogni amministrazione è un vertice a piramide, c'è sempre il responsabile, c'è sempre il direttore generale del dicastero, del dipartimento, del ministero, della regione Veneto, della regione Friuli Venezia Giulia, della regione Trentino Alto Adige, delle province autonome di Trento e di Bolzano. Ogni ufficio ha il responsabile, basta solo leggere bene la dinamica interna delle anagrafi dei vari uffici e c'è il dirigente responsabile. Guardi che la Procura della Repubblica, quando deve attaccare e soprattutto denunciare qualcuno, sa dove andare a prendere i responsabili, perché sono scritti. Ogni amministrazione ha il responsabile del proprio ufficio. L'Arma dei Carabinieri ha il direttore generale che è il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e lui è il responsabile di tutta l'Arma dei Carabinieri, che è il generale Teo Luzzi adesso. Se lei va da un'altra amministrazione del Dipartimento dell'Agricoltura di Venezia, trova il direttore generale del Dipartimento dell'Agricoltura di Venezia. È scritto. Ci sono tante delibere che vengono nominati i responsabili. I responsabili ci sono. La seconda domanda, mi creda, mi astengo, non so cosa dirle. Vede che è importante, generale, che venite a Sveglia Veneti perché hanno piacere di capire, di conoscere. Bisogna far così. Esatto, l'informazione è fondamentale, ma siccome c'è sempre poca trasparenza l'informazione poi non arriva, non sanno, perciò abbiamo capito che invece si può sapere anche delle cose tipo Ugo che non sapeva che ci sono dei responsabili. Allora, visto che ci sono dei responsabili, adesso sentiremo come sta andando la vendemmia. Ecco, chi sarà il responsabile se berremo cattivo vino, visto che hanno detto che ci sarà un vino eccezionale. Ecco, io ci spero, perché se alle volte faccio il giro delle cantine, generale, volevo dirglielo prima, così lo diciamo anche in diretta, e mi fanno assaggiare i vini e mi dicono Merlot, Cabernet Fosco, tutti i compagni, cioè, sanno, generale, glielo posso assicurare, per carità, ci sarà cantina e cantina sarò anche sfortunata, ero anche in Friuli, poi oltretutto sono fermata, e avere la sicurezza anche su quello che si beve. Per il mangiare dobbiamo stare attenti, perché anche in questi giorni abbiamo sentito di tutto e di più, ma il bere è importante, il vino è importantissimo. Prego. Intanto la vendemmia secondo me sta andando avanti bene e abbiamo dei gradi Babo molto alti, vuol dire alto zucchero, per cui trasformazione in alcol è buona, e arriveremo a delle DOP eccezionali. Le quantità non sono molte, i vini bianchi sono molto fruttati e stanno rendendo molto nel profumo, i neri ancora devono stare sulla vigna. I controlli su questo settore, guardi che ci sono. L'ICQRF con sede a Conegliano ha una trentina di ispettori che controlla, poi ci sono i NAS e poi c'è adesso istituito nuovo a Verona il reparto controllo carabinieri forestali dell'Arma dei Carabinieri, dove faranno i controlli su tutto il territorio veneto per il momento, che sono dipendenti da Parma,
sono un team altamente specializzato che faranno i controlli sull'agroalimentare. Tornando al vino, che sono tutti uguali, guardi, io ho fatto enologia, 6 anni a Conegliano, mi creda. La Mirella non sono tutti uguali. Non saranno tutti uguali, forse però, lei non sa bere bene. Forse non saprò bere bene, però ho dei dubbi generali che lei non mi toglie di sicuro, me li tengo per me, però purtroppo non è per forza che devo prendere la bottiglia da 50 euro per bere bene. No. Ma allora, neanche quella da 2,20 euro. Ecco, ma neanche quella da 2 euro, però una via di mezzo ci dovrebbe essere. Una via di mezzo, questa è la parola giusta. È una via di mezzo, dovrei essere sicura che c'è questa via di mezzo. Però quello che volevo anche capire è l'importanza anche a casa di capire che ci sono dei controlli. Ecco, questo paese che delle volte in generale sui controlli abbiamo un bel punto di domanda e non un bel punto esclamativo. Mirella, ma in generale parlo. Le cantine, i consorzi di tutela dei vini sono arrabbiatissimi per i controlli perché ce ne sono troppi. Ma mi creda, l'Italia è quella che controlla meglio tutto il settore vitivinicolo. Ma in Europa, non parliamo del resto del mondo, perché lì non si sa neanche in Cina che tipo di vino fanno. Ma siccome io vivo in Italia, ho piacere che in Italia di essere sicura nel mio paese. I produttori di vino sono veramente, quando vedono i carabinieri forestali, i CQRF, che sono quelli di Conegliano, poi i NAS e anche i tecnici della Regione Veneto, AVEPA, guardi che... Poi dopo ci sono tutti gli enti di certificazione, tipo Sicuria, tutte persone che vanno in giro a controllare produzioni, quantità, vitigni, DOCO, documenti di certificazione. Dopo le sofisticazioni, le adulterazioni, come gli ho detto prima, non si elimineranno mai. Perché il business è superiore alla qualità. Grazie generale, volevo tanto che dicesse queste parole, capisce dove volevo arrivare. Siamo convinti di questo, perché ci saranno sempre i furbi, sempre. Sì, e questi furbi delle volte hanno anche vita lunga, sono anche fortunati, perché i furbi hanno vita lunga. Quello che magari una volta sbaglia ha vita corta e non c'è niente da fare. Sì, ma i furbi ci sono anche perché c'è la richiesta. Perché c'è, l'abbiamo detto prima, è vero? Prima c'è una domanda, offerta. Se la domanda terminasse, l'offerta non sarebbe più. Gianfranco Valeri da Cessalto, vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno generale e buongiorno all'editore. Ecco, mi rivolgo sia al generale che all'editore. Io ho 75 anni, figlio di agricoltori, di una generazione di agricoltori nati in campagna. Ecco, generale, una volta c'erano, adesso sa dove è la natura? Solo nei centri urbani. La natura si difende solo nei centri urbani. Se lei viene, io lo porto io personalmente, lei sceglie il paese, lo porto fuori dei centri urbani, non c'è natura. Perché, generale, se noi facciamo quanti pesticidi vanno messi nel territorio, lei prende paura. Una volta si buttava letame, tutta chimica. E poi un'altra cosa, lei ha detto che ci sono le bombe d'acqua, sono d'accordo con lei, ma sa quanti invasi c'erano una volta, invasi naturali tra i posti, le scoline, i posti? Una volta veniva l'acqua, prima che andasse nel canale, praticamente ci impiegava un giorno, 2, e poi si andava a pescare. Poi le dico l'ultima cosa, noi siamo attraversati da 3 canali qui, 3 canali, non 3 fiumi, 3 canali. Nei 3 canali fino agli anni 70 vivevano 3-4 famiglie di pesca. E al giorno d'oggi, sa cosa che pesci? Non ci sono più i pesci, quelli di una volta sono spariti, quelli di 50 anni fa. La tinca, il barbone, l'anguilla, quelli sono spariti, sono tutti pesci nuovi che non li conosco neanche. Ecco, vede, c'è queste multinazionali, siamo in balia di queste multinazionali. Ecco, le dico l'ultima, generale, una volta non si poteva bere l'acqua, avevamo tutte le fontane nel territorio. A un certo punto buttavano i primi diserbi che si chiamava Trazzina e praticamente hanno chiuso anche tutte le fontane. Allora il problema è molto più grosso. Buongiorno, volevo il suo parere, buongiorno, grazie. Grazie Gianfranco, prego generale. Sono attaccato su tutti i fronti qua. Dunque,
È vero, confermo, che nelle periferie dei centri abitati e anche nelle grandi città gli animali si stanno concentrando perché si sentono più protetti. Questo è vero. C'è tutta una dinamica che giustifica questo. Perché? Perché i grandi rapaci tendono a non frequentare i centri urbani, per cui anche i piccoli uccelli si concentrano nei centri urbani per essere più sicuri dalla predazione dei rapaci. Ma adesso la stanno capendo anche però i grandi carnivori. Guardi che si stanno avvicinando nei centri abitati anche i grandi carnivori tipo volpi, lupi, e gli orsi nel Trentino si stanno andando a mangiare nelle periferie dei centri abitati dove ci sono i rifiuti, dove ci sono gli allevamenti delle api. Cioè è una forma di difesa, ma è solo un periodo. Poi lei mi ha detto che questi canali sono ormai diventati una specie di vegetazione, perché è la manutenzione che manca. La manutenzione dei rii e degli alvei è obbligatoria. Questo è il concetto che bisogna sempre dire. Dobbiamo tornare come una volta a lavorare e pulire le scoline, i canali, per renderli più efficienti, che possano far defluire l'acqua e che dopo l'acqua vada dove? A finire nel mare, ma non nelle case, perché se l'acqua va a finire nelle case ci sono le inondazioni. Ultima, i pesci. E lei mi ha fatto una domanda veramente, cioè lì purtroppo i pesci, quelli di una volta, sono stati veramente, anche sull'Adige o sul Po, sono stati eliminati da questa invasione di questo grande pesce che è enorme, no? Che è una specie di pesce gatto grossissimo, che sta mangiando un po' tutto. Ormai è l'anello della catena alimentare, si è rotto. Questo è diventato una specie invadente. Basta pensare che i nostri mari, il mare Mediterraneo, stanno salendo adesso grandi pesci che non c'entravano niente con i nostri. Per cui adesso abbiamo il gambero argentato che sta facendo danni enormi, e cioè è un disequilibrio dell'ecologia in generale. È per quello che una volta si stava meglio di adesso. Io sono convinto di questo. Ah sì, siamo convinti tutti, ma veramente tutti. Stava meglio quando stava peggio. Si stava meglio quando si stava peggio, il famoso detto, ma si stava meglio però. Serio. Allora Brusi, perché sei diventato editore? Cos'è l'editoria nel 2024? Che bella domanda. Grazie. Ma ovviamente io vorrei fare tanto una distinzione, cioè non c'è una sola editoria. Questo come spiega bene, per caso ascoltano. D'accordo. Al di là del fatto della settorialità, l'editoria di varia, narrativa piuttosto che saggistica, e già questo può dirla lunga sui vari tipi di editoria. C'è editoria a pagamento, editoria in cui l'editore a rischio fa qualcosa perché ci crede, ha un progetto culturale, e questa è l'editoria che sta morendo più di tutte. Perché adesso tramite i vari siti che pubblicano i vari libri, senza che nessuno li legga, senza che nessuno li corregga, senza che nessuno dia un parere, sì, è bello, può essere pubblicato o meno, e già questo per sé basterebbe per uccidere l'editoria, quella classica, quella in cui c'era l'editore che aveva un progetto editoriale, un progetto culturale, per conseguenza vuole pubblicare cose che potessero in qualche modo essere utili, non tanto a chi pubblica, ma a chi legge. Adesso mi piace ricordare un aneddoto di un collega editore che faceva narrativa, anzi che fa tutta la narrativa, allora si intratteneva con gli autori e diceva: ma insomma, lei cosa legge? E questo era il locale. La risposta a suggerire questo: leggere, mi ha tempo, mi scrivo. Per cui è già questa la direbbe lunga, perché se uno si mette a scrivere senza leggere, senza sapere cosa hanno fatto gli altri, è già... Sì. La dice lunga. Questa è la dice lunga. E comunque, al di là dell'editoria di narrativa, che è un'editoria difficile,
Diciamo che l'editoria è in crisi dai tempi di Gutenberg, diciamo che un'editoria di varia o di saggistica, che è quella che cerchiamo di descrivere noi, può dare delle soddisfazioni sia nel produrre un certo tipo di libri, valutando la carta, valutando l'impaginato, la grafica, la confezione, tutte cose che l'editoria online non fa. Tutti quanti vanno su Amazon, si fanno il loro libro, perfetto, però viene catalogato, viene massificato, viene il libro è fatto così, punto. È vero che una volta fatto il libro, anche il più bello, diventa un mattone ed è un prodotto da vendere, però che il contenuto almeno abbia qualcosa da dire e sia valido. E poi la bellezza del libro, toccarlo, sentire il profumo. E poi sì, io sono ancora quelli quando lo apro, annuso l'odore della colla, l'odore della carta. È una cosa, è un'emozione, ecco, l'emozione che ti dà quando hai il libro in mano. Io ho il Banco Solidale dal 2010 e mi farebbe piacere anche che tu venissi a trovarmi, perché io all'interno ho messo 2 librerie e vedo tantissima gente quando portano i libri che proprio eliminano dei libri che dovrebbero essere invece dei libri preziosi, perché come hai detto tu, scrivo ma non leggo, ecco, prendo ma non leggo, magari metto là perché vedo il titolo, mi piace. Ma di battute, ce ne sono tante. Vorrei regalarti un libro, ma ce l'ho un libro a casa. Ecco, avete sentito? Perché bisogna anche parlarne di queste cose. Mentre l'importanza di leggere, quanto è importante leggere anche per un bambino? Una volta questi genitori che leggevano le fiabe, tu iniziavi un po' a volta a leggere la fiaba, cioè avevi un percorso. Ma i bambini sono i lettori più forti degli adulti, un po' per la scuola, un po' per la loro curiosità, un po' perché è comunque un prodotto che affascina, il bambino legge. Poi man mano che cresce con l'età, e il lavoro, e non ho tempo libero, e il fidanzato o fidanzata, e poi problematiche, si tende un po' ad abbandonare la lettura. Poi adesso faccio outing, con l'età ho perso un po' di vista, avevo perso un po' per pigrizia, non metto gli occhiali, cominciavo a leggere meno. Lo dico sottovoce, ho preso il Kindle, faccio un bel corpo grande e ho ripreso a leggere. Però per dire, adesso io faccio libri, però leggo anche se il libro elettronico, per pigrizia di non mettere gli occhiali, però è un ostacolo superabile e leggo comunque perché secondo me è una necessità quella di leggere, perché cercare di scoprire cose nuove, approfondire cose che già si conoscono e la curiosità anche a volte mi trovo a leggere, questo autore ha venduto migliaia di libri, provo a leggerlo. Nella maggior parte dei casi lo abbandono, perché se non faccio nomi perché ti annoi? È acqua tiepida, allora, piuttosto che leggere acqua tiepida chiudi il libro, lo metti là. La narrativa spesso il libro deve intrigare e tu devi avere anche deve prendermi, deve creare un'emozione, un'aspettativa, un qualcosa, per cui più spesso leggo saggistica, perché nella saggistica, volendo pensare, si trova qualcosa su cui pensare. Sulla narrativa è difficile trovare qualcosa di cui pensare molto spesso oggi. Allora, però dobbiamo stare attenti, e lo dico anche a casa, anche a queste persone che magari ordinano anche i libri a casa, perché anche là ci sono le truffe. Allora vi racconto quello che è capitato alla Mirella. Allora mi arriva un messaggino dicendo che sono stata premiata, ecco tu già sorridi, che mi daranno un premio importantissimo a Roma, hanno conosciuto la mia associazione, ve la racconto breve, alla fine volevano 6.000 o 5.000 o 6.000 euro per il premio. Avete capito? Ecco, siccome per fortuna sono nata ieri, riesco a capire, ho parlato anche col mio editore che anche lui conosceva, ho detto bello il premio da 5.000-6.000 euro, ma come ci si fa a difendere generale? Ecco, perché dietro l'angolo, dopo come ci si fa a difendersi anche dalle truffe? Queste persone che non sono preparate, che si fidano generale, si fidano della telefonata, non vedono, però per loro ci si può fidare e acquistano questi libri. No, guardi che la Polizia di Stato è molto attrezzata adesso, si sta specializzando molto su questo settore. La Polizia di Stato
dovrei dire l'Arma dei Carabinieri in questo caso, invece no, bisogna essere obiettivi. Loro sono preparatissimi. Su questo settore hanno investito molto, ci sono la polizia postale si sta attrezzando molto. E si sono accorti che certo. È un'invasione. Per cui io dico, rivolgetevi subito ai vostri referenti che le forze dell'ordine. Le forze dell'ordine, se tu segnali, prima o poi arrivano. Chiaro? Prego, Fabio. Volevo aggiungere un piccolo dettaglio a questa vicenda dei premi, perché molto spesso ci sono quelli che dicono ti pubblico il libro, tu ne compri un certo numero di copie e poi lo spedisco a vari concorsi in Italia. Non vuol dire che sia una truffa, però è una truffa. Nel senso, con tecnologie digitali noi ti stampiamo il libro, te ne stampiamo 5.000 copie, 1.000 le compri tu, le altre facciamo concorsi, eccetera. Loro ne stampano le 1.000 che lui compra, facciamo 1.010, le mandano a 3 concorsi e basta. Il business è fatto. Per cui attenzione. Attenzione, ecco, questo volevo anche farvi capire. Dobbiamo stare attenti, purtroppo è così, non c'è niente da fare. Il problema è che loro sanno dove sono le fragilità. Ecco, attenzione a compilare anche queste carte al supermercato perché prendi il premio. Intanto dai tutti i tuoi dati chissà dove vanno a finire, generale, perché anche questo, tutti pieni di cartine, poi ti danno un bicchiere di plastica con 200 punti e hanno anche i tuoi dati. Perché non si può fermare questa truffa dei dati? Perché questa è una vera truffa. Tu dai, ma sei consenziente, cioè tu dai, però ti lusingano, sanno, no, come il premio, il premietto. Basta vedere anche le spam che arrivano o le pubblicità che arrivano via mail. Poi sotto c'è, in basso, piccolino, scritto che non vedi? Se vuoi disiscriverti, clicca qui. Io a forza di mi sono disiscritto, mi disiscrivo, a un certo punto ti sei già disiscritto da questo... se già disiscritto non dovresti ricevere più nulla e continui a ricevere, e se vuoi disiscrivere sei già disiscritto, però continuano a mandarmi. Generale, chiudiamo dicendo che questo settore, come tutti i settori, adesso non è che le truffe nascono solo a Treviso, a Verona, a Vicenza, sono mondiali le cose. Ci sono delle persone, delle ditte specializzate che possono essere collocati a Singapore, come in Cina, come in Russia, cioè è talmente vasto il mondo che anche le forze dell'ordine, per veramente arrivare lì così lontani, che non sai identificare la persona, il truffatore, è difficile. Per cui le truffe online ci sono e sono il business del momento, è il business del momento. Ne fanno di tutti i colori, ma non nascono a Verona. Siamo sicuri di questo. Nascono nei paesi lontani. Naturalmente. E lì è difficile. Perché lì ci vuole l'Interpol, l'internazionalizzazione delle forze dell'ordine, cercare di avere più collegamenti, e però anche tra forze di polizia a livello tra stati e stati è sempre più difficile, perché ci vogliono convenzioni, ci vogliono poi dopo per fare un'estradizione di un colpevole non so quante carte che bisogna fare, cioè è molto più complicato. È difficile anche da arrivare a questi truffatori. Allora noi ricordiamo questo libro, Il comandante, bracconieri, malfattori e altre storie, Isidoro Furlan, eccolo qui, leggetelo perché è proprio bello. Poi avete visto il generale è vivace, perciò anche il libro è molto vivace, ci sono merito dell'editore, merito dell'editore Fabio Brussi, però vale la pena di leggerlo, eccolo qua, lo ripeto perché la locandina non ce l'ho neanche il libro in regia, ma l'importanza è capire, ecco, anche l'importanza di leggere. Questo è il messaggio che volevo dare questa mattina. Iniziamo a leggere, adesso arriverà l'autunno, poi l'inverno, il freddo, perciò a casa con un bel libro tra le mani, forse sia la più bella cosa, un regalo, un bel libro di regalo, però anche qua al profondo nord dobbiamo leggere di più, non c'è niente. Io mi ricordo con Fabio Brussi le prime bancarelle con Piazza, ecco che ci mettevamo in Piazza di
piccoli signori, Esatto, arrivavano il generale col Rolex, questi grossi industriali a fare la passeggiata al mattino, noi offrivamo i libri e la risposta era quella che ha detto Fabio Abruzzo: non ho mica tempo di leggere io. E io gli dicevo: scusi, ma lei non va in vacanza, neanche in vacanza? No, faccio altro io in vacanza. C'è quell'altra cosa che chiede uno sconto, sul libro bisogna chiedere lo sconto. Ecco, è giusto anche dire come sono i grandi Rolex a casa, ma non c'è neanche la biblioteca e la libreria, questa è la verità, lo diciamo, acquistate qualche bel libro e leggetelo. Sì. Grazie al generale, veramente grazie Isidoro Furlan, generale Carabinieri in riserva, grazie a Fabio Brussi, editore pubblicità. Grazie. Di mia nipote, tutte e due, una e una due. Oggi è il 30 gennaio. 2 anni. Quello è il papà di Sara. Non c'è un ricordo di mia figlia e di mia nipote, solo questo rimane. Il tempo non lenisce il dolore ma lo trasforma. Nonna Loredana tocca con emozione i rami dei 2 alberi piantati oggi a Conegliano per ricordare la nipote Sara Rizzotto, morta insieme alla cugina Jessica Fragasso in una sera d'inverno lungo la strada che le avrebbe portate a casa. Era il 30 gennaio di 2 anni fa. Le giovani cugine e in auto anche le figlie di Sara, miracolosamente sopravvissute allo schianto. Davanti a loro la 500 guidata dai genitori di Jessica. All'improvviso un fuoristrada piomba sulla loro auto trasformandola in una trappola mortale. Alla guida c'è Dmitry Traikov, imprenditore bulgaro di 62 anni, tenta la fuga dopo l'incidente, ma i carabinieri lo rintracceranno fino a casa. La perizia cinematica depositata pochi mesi dopo rivelerà che l'uomo, risultato anche positivo all'alcol test, era alla guida ad una velocità di 180 km/h con il cellulare in mano. Condannato in primo e secondo grado a 7 anni di reclusione, Traikov si trova ora in carcere. Più difficile risulterà per le famiglie ottenere invece un risarcimento, tanto che la Corte d'Appello stabilì il sequestro preventivo dei beni dell'imprenditore. In carcere, mentre le famiglie di Jessica e Sara continuano a piangere le loro ragazze, il ricordo questa mattina davanti alle scuole che hanno frequentato, a stringersi accanto a loro anche qualche insegnante. Una parola fondamentale è l'amore, che non deve finire mai, e dopo ricordarle, perché bisogna tenerle sempre vive queste 2 ragazze, e cerchiamo di fare il meglio possibile per ricordarle. Le lacrime non si fermano mai. Mai. Questo è un messaggio che vogliamo dare, perché queste cose non succedano più e non succedano sempre, ogni giorno. Queste vittime giovani che avrebbero avuto tutta la loro vita davanti ancora. E vi presento altri graditissimi ospiti, in particolare Barbara Rizzotto, che è la mamma di Jessica. Avete visto queste immagini terribili per lei, ma che lei continua a pubblicizzare, ma non per fare pubblicità, per fare prevenzione, per cercare di far capire quanto importante è investire sulla sicurezza stradale. Leggi che non danno giustizia a queste famiglie, che cercano disperatamente di avere una giustizia che non arriva, chissà quando arriverà, soldi di avvocati, impegni, dolori infinito, figlia unica, persa, un'altra mamma con lei, con le bambine, per fortuna le bambine si sono salvate, ma poteva essere una strage ancora più grande. E saluto anche Mirko Visentin, consigliere comunale di Treviso. Buongiorno. Della Lega, perché lui è sempre presente alle manifestazioni che abbiamo fatto anche a Villa Margherita, queste importanti manifestazioni per far capire l'importanza di parlare, di far parlare le persone che hanno vissuto, perché abbiamo visto l'intervista di Barbara, un'altra mamma che ha perso il figlio, che fa parte delle associazioni, abbracciano associazioni, che nell'intervista ha detto: solo chi ha provato può capire, gli altri non si informano neppure, perché non provano, non sanno quant'è il dolore. Allora questo pranzo che hai fatto domenica, Barbara, per far capire che il ricordo deve esserci sempre. Comunque, anche se tanto doloroso, ricordare, ecco, è una cosa per loro, solo aprire il banner con le foto diventa proprio un malessere fisico.
però loro sperano che questa giustizia arrivi, che qualcuno dia delle risposte. Allora tu domenica hai fatto questo pranzo, cosa vorresti dire questa mattina? Barbara, salutiamo anche alla Fragrasso, il marito, ecco, che oggi non c'è, ma che diamo un grande abbraccio. Non è facile per loro, però sperano di avere giustizia anche tramite queste esperienze televisive molto importanti, perché la televisione arriva dappertutto e soprattutto la politica adesso in campagna elettorale ascolta molto. Prego. Allora io continuo a ripetere che comunque noi, se non altro, quello che ha ammazzato mia figlia e mia nipote adesso è in carcere, però quello che noi non troviamo giusto è che una persona ubriaca con un cellulare in mano a 180 km/h e ha ammazzato 2 ragazze, ha rischiato di ammazzare 2 bambine e ha rischiato di ammazzare anche noi, abbia preso 7 anni di carcere. Io trovo una cosa ridicola, veramente ridicola. So che ci sono persone che comunque ancora devono pagare per quello che hanno fatto, però io parlo per il mio caso, dico 7 anni per aver fatto tutto questo disastro sono davvero tanto pochi. E a noi cosa rimane a noi? Noi, le nostre ragazze, nessuno più ce le torna indietro. Ci rimane soltanto di ricordarle, mantenere vivo il loro ricordo, sempre, in qualsiasi occasione possiamo farlo, noi andiamo avanti e lo faremo sempre. Il pranzo è stato il 2° anno che lo facciamo. Nel mese di gennaio, quando c'è il ricordo dell'anniversario dell'anno, c'è il memorial del calcio. E portiamo avanti tutte queste iniziative perché loro siano sempre vive con noi, insomma, ecco. Perché sport senza barriere? Perché lo sport è anche questo, l'ha detto Barbara. Chi è stata vicina a Barbara in questo? Anche lo sport. Certo, queste ragazze dell'Imoco, ricordiamolo, il calcio, cioè lo sport che capisce la sensibilità di stare vicino a questi genitori. Esatto. Ecco, Mirko Visentin, ma ci dovrebbe essere anche qualcun altro che riesce a capire e a supportare questi dolori. E invece noi vediamo che se non c'eri tu, do del tuo a Mirko perché ci conosciamo da tanti anni, non è che gli amministratori siano molto presenti, ecco, invece sono situazioni dove dovrebbero esserci, dovrebbero supportare, perché cosa fa lo sport? Fa la squadra, arriva la squadra, non arriva l'allenatore. Arriva l'allenatore con la squadra. Perché la politica fa così fatica a capire di essere vicino alle fragilità? Perché deve sempre avere la sua visibilità indipendentemente dal contesto che potrebbe trovarsi e fare squadra? Prego Mirko. Intanto non c'è misura per il dolore che ha avuto la sua famiglia o chi è colpito da questi lutti che sconvolgono la vita, ti danno un'altra prospettiva. Venire per esempio anche da te alle tue manifestazioni dove c'è un incontro di queste famiglie, di queste persone, ti fa capire di essere molto prudente su molte cose, per esempio anche nell'andare per strada. Io vado molto piano ultimamente, ho imparato che anche perché avendo anche dei mezzi importanti, magari guido nella mia attività un furgone, un camion, è facilissimo far male a qualcuno, è facilissimo. Devi essere molto ma molto prudenti. In città da noi, per esempio a Treviso, è difficile perché dalle amministrazioni ci aspetta delle cose pratiche, concrete, per esempio le piste ciclabili, che non sempre sono facili da percorrere perché ci sono le interferenze con le strade secondarie, c'è l'interferenza. Noi, 10 giorni fa è morto un ragazzo alle 3 di notte, cos'era, alle 3 di notte, sul viale principale di arrivo a Treviso, davanti a Porta San Tommaso. Fatalità, distrazione, però alla fine la persona che guidava l'altra macchina aveva un tasso alcolico fuori dalla norma. Come si fa? Noi potremmo anche creare delle vie protette per i ciclisti, creare dei limiti di velocità all'interno delle mura di Treviso, sono i 30 all'ora. Ma se la gente non rispetta, e magari ci metto anch'io, perché certe volte nella distrazione di correre di qua, di correre di là, al di là del caso specifico che è successo alla tua famiglia, Barbara, abbiamo chiacchierato un po' prima di entrare qui, che lì è una cosa, non so, non c'è misura per capire cosa è successo quella sera lì con questa persona
che si sentiva padrona della strada in quella maniera lì, incosciente di quello che faceva. Al di là di quello, noi come il sindaco nostro, come amministrazione, collegato agli altri comuni intorno a Treviso, cerchiamo di fare il possibile, ma le cose si ripetono, continuano a ripetersi. Quello che però dice anche Barbara, anche con una certa determinazione, che non accetta, è il valore della vita umana, che io lo dico sempre. Io non ho ancora capito per la giustizia che valore ha la vita umana. Perché se riusciamo, forse, se qualcuno ci spiega anche questi soldi, se è un fratello, se è uno zio, se è un figlio, cioè quantificare il denaro invece che quantificare la pena. Tu sai che io ho associazioni, abbracciano le associazioni, ho diverse mamme purtroppo che hanno perso i loro figli. Loro non parlano di denaro, loro parlano di giustizia. Cosa è il denaro alla fine? Il vile denaro di fronte alla perdita di un figlio, di una figlia? Niente. Nella vita? Niente. Eppure cosa dice Barbara? 7 anni, 2 vite che non torneranno più, giovani, perciò con futuro spezzato, dividiamo per 2, 3 anni e mezzo. Vi sembra che sia una cosa normale per un genitore accettare un 3 anni e mezzo per la scomparsa della figlia? Però la certezza della pena non arriva, Mirko Visentin. Tutti ne parlano, ma non la vediamo, non la sentiamo. Si parla di tutto fuorché di quello che dovrebbe essere utile al paese. Tu sbagli e paghi. E chi vediamo nelle carceri, specialmente nelle carceri minorili? I ragazzini che alla fine cosa hanno fatto? E i veri delinquenti poi sono fuori perché hanno fior di avvocati, ecco, sono tutelati, non fanno neppure un giorno di carcere. Capisci che per queste famiglie, oggi rappresenta anche la politica di un partito che è anche al governo oltretutto, importante, e che questa mamma, come altre mamme, non si danno pace. Ma che valore ha la vita umana? Ecco, io vorrei parlare anche a Mirko Visentin come genitore. Cioè, ma come fai a dire a questa mamma in carcere 3 anni e mezzo, poi alla fine 7 anni, quanti ne farà di effettivo? Perché poi ci sono tutti questi optional, chiamiamoli così, no? Esatto. Il comportamento, e avanti, bisogna dare un'altra prova, per carità. Ma 7 anni, 2 morti, che perciò diviso in 2-3 anni e mezzo, come fai a accettare come genitore, non ribellarti e cercare di portare avanti la giustizia anche con il pranzo, far vedere questa era mia figlia, il ricordo c'è, non morirà mai questo ricordo, perché io ce la metto tutta. Prego Visentin. Le normative mi pare che nel tempo sono sempre state più restrittive, perché mentre una volta era più probabile che chi commetteva questo tipo di reato, perché è un reato puro, veniva anche neanche messo in prigione di fatto. Adesso il reato mi pare che quando c'è l'aggravante della droga, l'aggravante dello stato di ubriachezza, adesso le norme fanno sì che la condanna sia molto più severa. Poi si spera che la persona che ha commesso questo reato nel tempo si ravveda, capisca cosa ha fatto, perché lo scopo della pena dovrebbe essere di portare questa persona al ravvedimento, di capire il male, cosa ha costruito. Molte volte in quel caso vostro c'era questa persona che era adulta anche, che fra l'altro aveva un'attività che guidava anche dei camion, quindi si va male anche a capire come poteva condurre un'azienda, essendo lui il primo a fare questi che esempio poteva dare anche ai dipendenti. Ma molte volte ci sono dei ragazzi giovani che commettono il reato. Cosa deve fare la società di questo? Al di là del fatto personale, se succede a me, a mio figlio, anch'io perderei la testa. Io ho 2 figli che sono già abbastanza grandi, ho un nipote. Se mi succedesse una cosa nella mia famiglia non avrei misura per reagire a una situazione di questo genere. Fermati un secondo, perché sono talmente stata presa dall'emozione di avere Barbara al mio fianco che mi sono dimenticata di passare Nadia al telefono. Non so se c'è ancora Nadia oppure la ripeschiamo. Nadia? No, non c'è più Nadia, vediamo se riprendiamo. Chiedo scusa a Nadia, ma
Capisci, Nadia, che l'emozione è stata grande per me questa mattina, perché so il dolore di queste mamme, l'ho vissuta domenica, erano là presenti all'ippodromo con questi banner per far capire che ci sono, che dobbiamo aiutarle, che non è passato niente per loro. Ecco, Barbara, cosa vuoi dire? Ecco, questo ricordo che tu, grazie anche a questo sport, riesci a portare avanti, riesci a capire che non sei da sola, tu e tuo marito non siete soli, c'è il mondo anche dello sport che vi supporta. Pensate, il mondo dello sport. Prego, Barbara. Allora, abbiamo tantissimi amici e tantissime persone che ci stanno vicino, e anche questo pranzo l'ha dimostrato, perché eravamo davvero una sessantina di persone, tutte le persone più care, e ci sono sempre. Però Alain è dentro da una vita nel mondo del calcio e è amato da tutti quanti, e loro, i suoi compagni di squadra, come prime persone hanno realizzato questo memorial per sua figlia e per sua nipote. Addirittura lui non gioca più adesso con questa squadra, ma lo hanno già chiamato per dirgli che il memorial sarà fatto sempre, perché è un ricordo che deve rimanere sempre. Perciò io dico, il mondo dello sport è davvero importante. Jessica ballava danza hip hop, e adesso il mio più grande desiderio sarebbe realizzare qualcosa con l'hip hop proprio, e devo trovare gli agganci giusti, ma sono sicura che arriverò a fare anche quello, perché l'hip hop deve continuare a esistere per noi, che a noi manca tantissimo, perché quando lei era con noi era sempre che ballava, che metteva musica hip hop in casa, perciò per noi c'è il vuoto anche su quello. Abbiamo Giusy, abbiamo perso Nadia, ma abbiamo recuperato Giusy. Ciao Giusy. Buongiorno, Mirella doveva parlare col generale. E Nadia, aspetta un attimo, perché ho chiamato me, perché se da manca di essere un che provo e si preoccupa. Va bene. Allora, volevo fargli una domanda al generale, ma vi ha fatto anche a voi altri. Allora, a cosa servono i carabinieri e polizia se quando escono per prendere un ladro o un delinquente non possono usare la forza anche loro? Dopo, cioè, vengono picchiati e non possono difendersi più di là, non possono andare. E allora dopo in caserma interrogati, dopo 2 ore sono fuori, è come il gatto che si morde la coda, ragazzi. Non ne posso più di questi metodi. Devono fare qualcosa, perché finché, e io spero che non succeda mai, manca qualche figlio a qualche caporione che può decidere questa legge, non fanno niente. E noi abbiamo qui i giovani che muoiono, e dopo chi li prende sotto non prendono neanche un giorno di galera, perché qua, perché là, e perché su e perché giù. Io sono stanca di queste cose. Nadia, adesso tocca a te. Ciao, buongiorno. Allora, abbiamo sentito la nostra Giusy, che ha fatto sorridere anche, per fortuna, la nostra Barbara. Allora, visto che abbiamo parlato di calcio, andiamo a vedere il calcio femminile, così facciamo staccare un po' la spina a Barbara, facciamo sorridere ancora, che abbiamo fatto all'ippodromo Sant'Artemio di Treviso. Andiamo a vedere il calcio femminile. Calcio maschile, e qui invece parliamo di calcio femminile con... Io sono Salvatore Ferla, sono il presidente della società di calcio femminile di Treviso, l'unica che c'è, che quest'anno che fa settore giovanile, insomma, bambine dai 5 ai 14 anni. Terza edizione di Sport Senza Barriere, cosa vede, cosa si sente di dire? Beh, sicuramente è una cosa molto importante, perché è appunto il discorso della parola senza barriere. Quest'anno, ecco, come vedete, noi in questa occasione stiamo facendo lo sport, cioè la partitina, e quello che stiamo facendo oggi, insieme a ragazzi che spesso, esatto, che generalmente in passato avevano avuto delle barriere, adesso vedo che le cose si aprono, e quindi cosa importantissima questo, indipendentemente dal resto. Condivide che sono ragazzi con un nome giusto che io chiamo, che sono diversamente agili? Esatto, forse è diciamo, l'espressione migliore che ci possa essere, perché non abili non è vero, perché io ne ho visti 2 qua che tecnicamente sono superiori a ragazzi che allenavo, e quindi il problema è giustamente che ci sono qualcosa che li blocca su un altro lato, insomma, quindi però
l'impegno che ci metto, certo. Allora, diversamente giovani, non vecchi, e diversamente agili, perché hanno tutte le prerogative per fare quello che fanno tutti. I diversamente giovani va bene anche per noi, o almeno per me che ormai sono 71, però adesso per la battuta, però il discorso sicuramente sì, il discorso di come indicare certe cose è importantissimo. Senta Ferla, non le sembra che li abbiamo già etichettati abbastanza, che ora li chiamiamo per nome e cognome? Esattamente, certo. Siamo in sintonia allora. Certo. Grazie a voi, buon lavoro, grazie. Abbiamo Livio da Padova, ciao caro Livio. Ciao Mirella, ciao, un saluto ai tuoi ospiti e anche alla signora perché mi sono collegato adesso, mi sembra che abbia perso un figlio in un incidente. La figlia e la nipote. Pronto? Sì, vai Livio. Sì, mi sono collegato adesso. Sì, ti ho detto, la figlia e la nipote ha perso 2 persone. 2 persone e mi metto nei panni suoi e penso proprio che dolore immenso, penso che dolore immenso deve aver provato, eccetera. Però io mi dico una cosa, questi politici dovrebbero vergognarsi, cioè non hanno sulla coscienza anche loro di non adottare delle pene, delle leggi, delle pene giuste, diciamo, delle pene che veramente facciano scontare questi gravi delitti. Io non lo so come facciano, perché sono loro che dovrebbero avere delle leggi severe in questo caso. E poi un'altra cosa mi chiedo, negli altri paesi europei quando avviene un omicidio stradale, come sono le pene? Tu che sai Mirella, sono più severe di noi oppure anche loro adottano delle pene che sono ingiuste? Ecco, grazie, saluto. Sicuro in Marocco abbiamo avuto anche gli ospiti, non si scherza di sicuro, buttano via le chiavi, ma non solo per una morte, anche se fai un furto, un comportamento sbagliato, non è che dobbiamo andare molto lontano. Ecco, come commenti queste parole di Livio da Padova? Barbara, poi sentiamo anche Mirko Visentin, perché Livio ha chiamato in campo la politica deve fare giustizia, deve dare delle pene certe. Prego Barbara. Io dico che secondo me cioè il governo o comunque chi prende queste decisioni delle pene è perché probabilmente non è mai toccato qualcosa di questo genere, perdere qualcuno di così importante e quindi non capisce in realtà che cosa vuol dire. Perché quando succede una cosa di questo genere, perdi un figlio, hai perso tutto. E perciò gli danno 2 anni, gli danno 10 anni, è vero, non mi torna più indietro mia figlia, ma però lui deve pagare per quello che ha fatto. Queste persone che sbagliano in questi modi qui devono pagare, ma pagare per quello che hanno fatto. Questo era ubriaco, è scappato, correva a 200 all'ora fra poco. Esatto, strada libera, andavamo tranquillamente per la nostra strada, questo non ha neanche visto la macchina perché andava via come un missile. È scappato oppure non ha neanche chiamato i soccorsi, che così facevamo in tempo a morire tutti quanti. E questo qua gli hanno dato 3 anni e mezzo per vita umana. Io non trovo corretto questa cosa qui, perché vorrei vedere se fosse morto qualcuno di quelle persone che fanno le leggi, se la penserebbero alla stessa maniera. Mirko Visentin, che appunto Livio ha chiamato in causa la politica, è andato anche giù forte, ecco, la popolazione che aspetta delle pene certe, questo codice stradale che non passa, è ancora fermo, infatti non so se riusciamo a trovare il servizio di ieri dell'ippodromo di Barbara Vedelago che parlava proprio di questa morte, che è la mia domanda, ma questo codice stradale siamo fermi, non vedo niente, solo parole, ma alla fine non si vede niente. Prego Mirko. Che grado di giudizio ha avuto per avere i 7 anni? Che grado di giudizio? Il primo, secondo? Già? Secondo. Quindi c'è ancora terzo grado? No, allora no, abbiamo chiuso tutto noi. Sì. 3 gradi di giudizio. Quindi, effettivamente per quello che è successo
quel giorno lì la pena mi pare anche a me un po' misera, perché c'è tutte le aggravanti di questo mondo, c'è la velocità, l'ubriachezza. Eccola qua, vediamo il servizio proprio di Barbara, bravo Italo che ha trovato il servizio, andiamo a sentire cosa dice un'altra mamma che ha perso questo adorato figlio. Siamo con Barbara Vedelago, è qui come associazione, abbracciano le associazioni. Ecco, cosa hai visto questa giornata? È la terza edizione che facciamo, sempre presente, per far capire l'importanza anche della sicurezza nelle strade. Tu hai perso un adorato figlio, hai visto qualche passo in avanti? C'è qualcosa che vedi che si muove o secondo te è tutto fermo per la sicurezza stradale anche per le strade, per questi motociclisti, automobilisti, pedoni, ciclisti? Secondo il mio punto di vista è tutto fermo. Infatti continuiamo a vedere sempre morti sulle strade e non solo per disattenzione, ma sempre in guida in stato di ebbrezza. Si cerca sì di fare qualcosa, ma non si arriva mai veramente a risolvere il problema. Il problema o è talmente insormontabile o non c'è abbastanza, bisogna cambiare forse cultura, la nostra cultura sul fatto del bere, sul fatto di avere la consapevolezza di dire può toccare anche a me, può succedere anche a me. Secondo te l'opinione pubblica si può sensibilizzare anche con queste manifestazioni? Certo, ma bisognerebbe partecipare, avere la voglia di partecipare, perché è più semplice stare davanti al divano, guardare Netflix, secondo me. Oggi hai visto partecipazione, c'era tanta gente, c'erano tante famiglie. Secondo te il problema della sicurezza è sentita? Solo a chi tocca. Purtroppo io penso questo, solo a chi tocca, perché qua sì, ho visto tante famiglie, tanta gente, tutti che si divertono con lo sport, che iniziano ad abbracciare altri sport diversi magari da quelli che sono abituati a fare, ma per quanto riguarda la sicurezza secondo me solo chi tocca. Può capire veramente l'importanza di questa parola. Ascolta Barbara, cosa vorresti dire anche a queste mamme che in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi hanno perso i loro figli, le loro figlie? È un dolore che non passerà mai. Cosa vuoi dire a questi genitori? Perché è anche duro avanti, però la vita continua, tu hai un altro figlio? Sì, la vita continua. Ho un altro figlio, aggrappatevi a chi c'è vicino a voi, a chi vi rimane, non c'è altro. Non aspettatevi niente da nessuno e aggrappatevi a chi vi è rimasto. Vivete giorno per giorno con amore nel ricordo del vostro caro. Di più non si può fare. Grazie veramente Barbara, veramente grazie di essere qui con noi e buon divertimento se si può dire, però il divertimento è anche e soprattutto informare e fare partecipazione. Grazie a voi, buonasera. Allora, abbiamo sentito Barbara Vedelago e questa mamma, queste parole molto importanti. Voi pensate che le due Barbare, si chiamano Barbara tutte e due, si sono conosciute proprio a Villa Margherita, non si conoscevano, sono diventate amiche e stanno condividendo il dolore assieme. Pensate cosa siamo riusciti a fare? Mamme e genitori che non si conoscevano, che adesso hanno un appoggio. Perché io so che tu ti appoggi molto. A Barbara, sì. Perché hai un punto di riferimento, sai che il tuo dolore è capito. Ci capiamo al volo. Ci capite al volo, sì. Come mamma Ute e altre mamme che abbiamo avuto, che anche Ute qui in trasmissione ha detto non bisogna vergognarsi a piangere, anzi fermateci pure, abbracciateci, che a noi fa piacere e anche le lacrime servono per ricordare, perciò sono lacrime che fanno bene. Ecco, cosa vuoi dire anche rispetto alle parole di Barbara? Che condivido tutto quello che ha detto, che è la verità, che per quanto riguarda la sicurezza anche io la penso così, che a chi non tocca arriva fin là, insomma, l'interesse arriva fin là, perciò... Ma neanche non riesco a condividere il tuo dolore perché deve essere talmente grande che è impossibile, che lo puoi far sentire un po', ma... Sì, no, per l'amor di Dio, ognuno lo capisce quando gli tocca, no, questo dolore, per questo dico io con Barbara o comunque con le mamme che hanno il mio stesso dolore, basta solo uno sguardo, una parola che ci si capisce al volo, perché l'abbiamo toccato sulla nostra pelle.
Quanto importante era, Barbara, ritrovarsi a Villa Margherita, fare questi convegni? Sono belle cose, perché ti fanno sentire comunque accolta, ti fanno sentire comunque capita anche. E poi appunto ho condiviso tante cose belle e sto continuando a condividere, insomma. A me fa piacere partecipare alle associazioni, abbracciano le associazioni. È vero che magari uno non può essere presente sempre, per l'amor di Dio, però quando ci troviamo è sempre una bella cosa. Ecco, e speriamo di ritrovarci ancora presto. Ecco, sono momenti veramente delicati anche per Mirella, non è facile. Io non è che voglia la visibilità, io cerco di far capire che bisogna andare avanti, bisogna parlarne. Ecco, tu sai che ho fatto una promessa che cerco di mantenere, non sarà facile, ma sono sicura che ci riusciremo. Soprattutto, Mirko Visentin, è capire l'importanza anche di certi spazi, di essere vicini a queste famiglie, che vedete l'importanza anche di conoscersi tra di loro, non è facile mettere assieme, eppure c'è sempre qualcuno che anche in politica cerca di dividere, chissà per quali fini poi alla fine, perché poi il fine, se è quello di dividere persone che soffrono le fragilità, penso che abbiano fatto un grande buco nell'acqua e che l'opinione pubblica sa benissimo che questo non doveva essere fatto. Prego, Visentin. Allora, io sono un consigliere comunale, quindi sono un amministratore, diciamo in maniera così, mi occupo di buche, di piccole cose che avvengono nel quartiere e cose più importanti. Mirella, Barbara, quello che posso fare come amministratore dovete dirmelo, io mi impegno a farlo. Io so benissimo che abbiamo da recuperare gli spazi di Villa Margherita e la burocrazia ci rende le cose complicate, ma vi prometto che ci sarà il mio impegno su questo fronte. Poi per quanto riguarda come posso io rendere noto queste problematiche che sono gravissime della sicurezza stradale, voglio essere portavoce vostro e ditemi quali sono gli strumenti che posso portare avanti in Consiglio Comunale a Treviso e nei luoghi dell'amministrazione, perché lo faccio volentieri sapendo e avendo visto cosa negli incontri vostri sia in Villa Margherita sia all'ippodromo, qual è il grado di dolore che c'è, delle cose che magari se erano fatte in maniera diversa non avevano portato a queste sofferenze che abbiamo visto, dopodiché le fatalità rimangono. Mi ricordo sempre, ho sempre l'immagine di quella signora di Montebelluna che ha perso il figlio in cantiere. Monica Michelin, che salutiamo. Che ogni volta che la vedo mi strugge il cuore anche alla mia moglie, perché si vede il dolore profondo che ha nella perdita del figlio. Quello che posso fare è essere portavoce al sindaco o altre persone politiche che posso trovare io nel mio percorso, lo faccio, ma perché si deve fare, non perché me lo chiedete. La famosa goccia nell'oceano fatta da tutti, ecco, e questo oceano riuscirà veramente a scorrere lento, perché è un oceano molto tumultuoso, perché come abbiamo sentito la giustizia è troppo lunga, non è giustizia, ecco, la giustizia è uguale per tutti. Io chiederei di togliere questo titolo, perché non è proprio così. La giustizia è uguale per chi ha tanti soldi, per chi ha conoscenze, ecco, e non è per tutti questo, e questo mi fa molto male. Io ringrazio veramente tanto Barbara Rizzotto, ma a nome suo ringrazio tutte le associazioni che fanno parte delle nostre associazioni, abbraccio le associazioni, ringrazio Alan Fragrasso, il papà, grazie, un grande abbraccio a tutta la famiglia di Barbara Rizzotto e di Fragrasso, e saluto Mirko Visentin, questo consigliere comunale che è sempre stato presente perché ha la sensibilità. Ecco, noi dobbiamo andare avanti con le persone sensibili, non c'è niente da fare. Siccome ci sono, andremo avanti con loro. Grazie veramente, grazie, un grande abbraccio. Grazie. E adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Costolette di maiale all'astigiana. Il garretto e il cosciotto sono tagli da prosciutto del maiale. Hanno una grande massa muscolare e vengono impiegati per la preparazione del prosciutto crudo. Ma essi sono ottimi anche per fare degli arrosti.
Ingredienti per 4 persone: 4 costolette di maiale, carote, prezzemolo, lauro, pangrattato, burro, aglio, crema di tartufo, 4 acciughe sott'olio, limone, olio, sale, pepe. Fate un trito con carota, prezzemolo e lauro. Aggiungete il sale e il pepe. Spianate le costolette di maiale. Mettetele in un piatto con 2 cucchiai di olio e il trito fatto in precedenza. Ricoprite le costolette con un altro piatto e lasciate riposare per 2 ore. Tagliate a pezzetti le acciughe. Dopo 2 ore togliete le costolette dalla marinata, ungetele di burro e passatele nel pangrattato. Fate cuocere le costolette in una padella antiaderente unta di burro. Intanto mettete in un'altra padella una noce di burro e un cucchiaio di olio. Fate rosolare uno spicchio di aglio tritato e i pezzetti di acciuga. Aggiungete la crema di tartufi. Condite con sale, pepe e fate cuocere per 10 minuti bagnando con qualche cucchiaio di acqua. Appena pronto, spremete sopra il succo di mezzo limone. Sistemate le costolette nel piatto da portata. E ricoprite con la loro salsetta. Servite e buon appetito!